Buongiorno a tutti, buon mercoledì 24 aprile, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio Gabriele Cinquepalmi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, e Tommaso Vaccarezza di Adesso Trieste in quarta circoscrizione. Se volete dialogare con i nostri ospiti, le modalità sono sempre le stesse: chiamarci in diretta oppure scriverci una mail, l'indirizzo oppure al numero appunto che vedete sempre in sovraimpressione. Avremo anche la nostra rassegna stampa naturalmente questa mattina, che comincia come sempre con le previsioni del tempo. Andiamo a vedere il sito dell'Osmerarpa regionale. Allora, la depressione presente sul Mar Tirreno fa fluire aria umida in quota da sud, ma richiama anche aria fredda da nord-est nei bassi strati. Per oggi, mercoledì 24 aprile, cielo generalmente nuvoloso o coperto, di mattina piogge deboli o moderate su bassa pianura e costa. In giornata possibili anche deboli precipitazioni sparse sulle altre zone, con quota neve sui 900 metri circa, 600-800 sul Tarvisiano. Possibili locali rovesci o temporali nel pomeriggio, bora moderata sulla costa fino al pomeriggio. Temperature ancora sotto la media del periodo. Per domani, giornata festiva di giovedì 25 aprile, tra la notte e la mattina piogge moderate su pianura e costa, specie a est anche a carattere di rovescio, poi miglioramento con ampie schiarite sulle zone occidentali e in Carnia. Nel pomeriggio sarà possibile ancora qualche rovescio temporalesco sui monti, che poi potrà interessare anche qualche zona di pianura. A tratti soffierà bora moderata sulla costa, temperature ancora sotto la media del periodo. Ancora uno sguardo a venerdì 26, cielo nuvoloso sulla zona montana, variabile in pianura e poco nuvoloso sulla costa. Possibile qualche locale rovescio temporale pomeridiano, temperature ancora sotto la media del periodo, con zero termico in rialzo a 1700 metri. Comincia a cambiare nuovamente appunto il meteo a partire più che da giovedì, come era stato detto in precedenza, da venerdì. Allora andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani che sono in edicola quest'oggi, e cominciamo con il Piccolo di Trieste. Allora eccolo qui, in prima pagina: crolla un muro, 4 feriti, gli operai scaricavano materiale quando sono finiti sotto le macerie, uno è in pericolo di vita. Infortunio sul lavoro gravissimo all'interno di una ditta di strada della Rosandra. Il boato, la polvere, le urla e 2 operai schiacciati dalle macerie, estratti a fatica dai colleghi che hanno assistito alla scena. Dramma alla Medfair SRL di strada della Rosandra, in zona industriale. Ieri pomeriggio 4 dipendenti della TLT Trasporti Logistica Traslochi sono stati travolti dal crollo improvviso di un grosso muro di cemento armato. I testimoni: abbiamo udito un forte rumore, abbiamo l'ordine di non parlare, non possiamo dire nulla, mormora un operaio della Medfair uscendo dal grande piazzale a lato di strada della Rosandra. Riferisce quest'oggi Giampaolo Sarti sul Piccolo. Poi altre notizie, poi andremo naturalmente ad approfondire questa anche con il nostro servizio e con la lettura degli articoli all'interno. Dicevo, ieri l'inaugurazione a Ronchi del Trieste Airport, che diventa base operativa di Ryanair. Era il 5 aprile del 2001 quando Ryanair atterrò per la prima volta all'aeroporto regionale di Ronchi dei Legionari e prese il via il collegamento quotidiano con lo scalo londinese Stansted, un volo che da allora è sempre in cima alle preferenze dei passeggeri. Molti arrivano dalle regioni confinanti, anche da Slovenia, Austria e Croazia. CR Trieste dona 3 milioni per cultura sociale e salute, il rifacimento della pineta di Barcola dopo le mareggiate, l'acquisto a Miramare dello scettro di Carlotta sono alcune delle realizzazioni grazie proprio ai fondi di CR Trieste, della fondazione. Poi ancora un altro tempo di bilanci, esatto, sulla Tari ancora dubbi, bollette per l'Ilia già pronte. Venezia, pagamento da domani, parte la sperimentazione, il ticket costa 5 euro, diventa la prima città al mondo su prenotazione e a pagamento. Venezia, la data del 25 aprile è destinata a restare nella
la storia. 5 euro di ticket per i visitatori giornalieri che arrivano dalle 8:30 di mattina alle 16, 29 giornate complessive fino alla fine di luglio. Questa è la sperimentazione. Ancora il delitto Cecchini rivive in una nostra graphic novel, scrive Il Piccolo, l'assessore ucciso a Trieste nel 91, 2 pagine speciali, ne parlavamo proprio ieri con l'annuncio di questa iniziativa del Piccolo. Per la politica, conti e polemica, sia il nuovo patto di stabilità europeo, l'Italia si astiene, contrari i 5 Stelle. E questo è un titolo che troviamo un po' in quasi tutti gli altri quotidiani in edicola quest'oggi. Allora andiamo a vederli immediatamente. Il Corriere della Sera: l'Italia non vota il patto UE, sì dell'Europarlamento alle regole sulla stabilità, astenuti maggioranza e PD. A favore solo 3 nostri deputati, contrari 5 Stelle, l'amarezza di Gentiloni. Via libera dell'Europarlamento al patto UE, ma solo 3 deputati italiani votano a favore, astenuti maggioranza e PD, contrario 5 Stelle. Poi ancora 13esime stop al bonus, slitta il decreto sul fisco, il governo e le misure. Per quanto riguarda la guerra ai piani per la sicurezza, palestinesi, brigata ebraica, il 25 aprile, l'allerta cortei, si fa tutto un panorama sulla questione del 25 aprile, allerta ai piani di sicurezza, rischi di contatti tra brigata ebraica e pro Gaza. Ci sarà Scurati, queste alcune delle notizie che poi troveremo anche sugli altri giornali. L'intervista a Elly Schlein, la RAI, i salari e i tagli alla sanità, questa destra è dannosa, dice la segretaria del Partito Democratico. Clima, vortice polare, in una settimana temperature scese di 25 gradi, l'inverno a fine aprile con i caloriferi accesi. Caldaie riattivate da Torino a Firenze, vento, neve, pioggia e freddo. Dopo Pasqua ecco l'inverno d'aprile, in una settimana le temperature sono scese di 25 gradi, colpa, dicono i meteorologi, del vortice polare che spinge l'aria gelida verso sud. In Alto Adige irrigazione notturna dei meleti per proteggere le fioriture, ma piano piano la colonnina risale. C'è anche la questione appunto delle colture, quindi sta facendo anche un po' di danni questa ondata di inverno. Vediamo ancora il carcere Beccaria, noi terrorizzati dal pestaggio del vicino di cella, parla un ex detenuto. E poi sull'aborto passa la norma per i pro-life e scontro le associazioni nei consultori. La Repubblica, Unione Europea, il patto tradito, scontro a Bruxelles. L'Europarlamento approva a larga maggioranza le nuove regole di stabilità, ma i deputati italiani si astengono o votano no. Voltafaccia delle destre, nonostante il governo avesse approvato la riforma, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega non l'hanno sostenuta. Censura Scurati, l'opposizione sfida Meloni, riferisca in aula. Ancora nei panni e nell'animo di un neofascista, l'articolo dedicato al 25 aprile di Corrado Augias, dice: penso sia inutile, forse controproducente, continuare a chiedere a certi membri del governo e ai loro rappresentanti nei vari enti una professione di antifascismo. Molti di loro non possono farla o perché rimasti sinceramente fascisti nell'animo o per motivi tattici. Alcuni hanno nel portafogli la foto del papà o del nonno col fez e il pugnale alla cintura. Alcuni detestano il presente, il quale ha aspetti detestabili, ma per ragioni che bisogna saper individuare, scrive Corrado Augias sulla Repubblica. E ancora, cari ragazzi, vi racconto i fiori dei partigiani di Viola Ardone. Ombre antisemite e oltre 200 arresti nei campus degli Stati Uniti, corteo pro Gaza, scontri a Torino, polizia, studenti. Insomma, ci si avvicina al 25 aprile con possibili tensioni anche in Italia. Qui vediamo ancora appunto la notizia: nelle università statunitensi dilaga la contestazione a favore dei palestinesi.
siamo sul Sole 24 Ore, il quotidiano economico poi dà conto sui fondi europei del 21-27, in 3 anni la spesa dell'Italia resta sotto quota 1%, anche questo è un fenomeno insomma, di cui si parla spesso, poi Piazza Affari la migliore più 1,9% in Europa trainata dalle banche. La Stampa, no a patto UE, Meloni da battaglia, nuove regole sulla stabilità, la Premier preoccupata per i conti. Giorgetti, io sfiduciato? Magari. All'Europarlamento maggioranza e PD si astengono, 5 Stelle vota no, rinviata riforma fiscale e bonus tredicesime. Aborto sia il decreto associazioni pro vita dentro i consultori, via il fondo ospedali. L'analisi, un calcolo politico contro le donne, l'analisi dura di Flavia Perina, passa col voto di fiducia il decreto PNRR con la norma che apre i consultori a soggetti del terzo settore che abbiano esperienza nel settore del sostegno alla maternità, ai militanti anti-abortisti dei movimenti pro vita. Cosa faranno? Lo ha chiarito la portavoce del movimento in una nota sulla necessità di rappresentare i rischi dell'aborto per la salute fisica e psichica. Il racconto, non ti ho fatto nascere, eppure sono in pace, c'è il racconto appunto di una donna. Il salone di Rushdie, lo scrittore al Lingotto per un dialogo con Saviano. Come si fa a tornare su un palco dopo che su un altro palco 1 anno e 9 mesi prima si è stati accoltellati perdendo un occhio e rischiando di morire? È l'attacco dell'articolo dedicato allo scrittore. Allora ancora il Fatto Quotidiano, ora la Banca dei Deputati regala interessi del 5,6%, casta continua, il sottotitolo, nuove condizioni alla filiale intesa della Camera. E poi ancora Fassino denunciato, si è intascato il profumo, al duty free squilla la sirena antitaccheggio a Fiumicino, deputato beccato, il Dem in partenza per Bruxelles prende un dono da 100 euro, poi il video innesca la denuncia, l'ho solo poggiato nella giacca, replica lui. Ancora vediamo il Giornale, eccolo qui, via il nuovo patto di stabilità e la maggioranza si astiene, i conti europei sono un caso politico, se gli autisti scioperano contro chi non usa i mezzi, sindacati in cortocircuito, per zittire i ministri feriscono 7 poliziotti, assalto dei centri sociali, ancora violenza sugli agenti e la vera emergenza, scrive il Giornale. Palestina libera, il solito slogan, a Torino si va oltre, c'è un convegno del G7 ma soprattutto ci sono 4 ministri, un obiettivo ghiotto, nel parapiglia 7 agenti restano contusi. 7 regole contro l'ipocrisia a sinistra, ancora scrive il Giornale di Filippo Facci, non serve dirsi antifascisti per non essere fascisti. Libero, la polizia presa a mazzate, anche qui in primo piano i fatti di Torino, sprangatori democratici, dopo Pisa e Roma gli agenti aggrediti a Torino, l'ordine non reagire e prenderle, Landini agita la folla, disegno autoritario, i cittadini scendano in piazza. Ironizza sulla Rai, Repubblica attacca, la sinistra si indigna pure per Fiorello. Ecco come Elly Schlein si è suicidata, scrive Daniele Capezzone nel suo commento di oggi su Libero, il grande autogol dice, e poi il libro di Salvini e le accuse a Rackete & Company, vi racconto il mare di denaro che tiene a galla le navi delle ONG. Ancora l'appello, tutti in corteo il 25 aprile, scurati da autore di M a Capopopolo. Domani patto di stabilità, figuraccia dell'Italia, la destra si astiene, caos su Giorgetti, approvate le nuove regole dell'Unione Europea, la sinistra ministro sfiduciato, anche il PD non le vota. E qui vediamo in un atteggiamento insomma non proprio felice il ministro di cui si parla. Poi domani Meloni bersaglia i media liberi.
Gutierrez, numero 1 del più importante sindacato europeo dei giornalisti, nemmeno Orban arriva tanto sul caso dei cronisti di Domani che rischiano il carcere. Su molti media italiani c'è un'indifferenza surreale, dice. Infatti non troviamo molto sostegno a questa causa, che viene invece naturalmente raccontata dal Domani, che ci dice però che tanta stampa internazionale invece a cuore la questione. Il successo di Fratelli d'Italia e la continuità con il ventennio, gli italiani e gli ideali missini, l'approfondimento di Piero Ignazzi, sempre sul Domani. Torniamo al piccolo, ma nell'edizione di Gorizia Monfalcone, dove troviamo naturalmente anche la sferzata artica sul Friuli Venezia Giulia, che porta mezzo metro di neve, ancora temperature sotto la media, accesi i fuochi tra i filari per creare l'effetto serra, vigne a rischio, vignaioli con il fiato sospeso per l'incubo, gelate e agricoltori che contano i danni alle colture primaverili. In pianura si stanno vivendo notti di apprensione. Vedremo anche questo e questa suggestiva anche e comunque intelligente così realizzazione per tenere al caldo le vigne a rischio gelo. Gorizia 2025, sfida a bar e negozi. Luci spente presto la sera e serrande giù nei festivi. A 10 mesi dal debutto serve il cambio di passo, le strategie per rivitalizzare il centro e così la sferzata che invoca la categoria. Il monito di testa: servono rapidità e coinvolgimento. L'intervista l'8 febbraio 2025, giorno dell'inizio di Go 2025 e dietro l'angolo. Trieste Airport diventa base operativa di Ryanair, anche qui troviamo questo articolo naturalmente, e anche la notizia drammatica del crollo del muro a Trieste su 4 operai, uno in pericolo di vita, viene riportata naturalmente anche qui sull'edizione di Gorizia Monfalcone. Si parla anche dei decreti amianto, la protesta, Graziano apre ai manifestanti, il presidente di Fincantieri, sì al dialogo, poi ancora a Monfalcone vicepresidente bengalese nel comitato del Rione Centro. Allora andiamo a parlare proprio di questa terribile notizia del crollo del muro sui lavoratori. Crolla un muro, 4 feriti, l'abbiamo visto appunto in prima pagina, il boato, la polvere, le urla, i 2 operai schiacciati dalle macerie. Ieri abbiamo anche realizzato un servizio su questo gravissimo infortunio sul lavoro, allora rivediamolo insieme. Un muro di cemento armato che cede sotto il peso dei rifiuti, travolgendo 4 operai. È quanto successo nel pomeriggio, attorno alle 14:40, alla Metfer di Strada per la Rosandra, un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi dislocato proprio di fronte al distributore di benzina della Kuwait. Stando alle prime indagini, il settore incriminato in cui erano stoccati i materiali non avrebbe retto al peso. Murature e tondini di ferro hanno ceduto, rovinando addosso ai 4 addetti. Il più grave, un croato di 42 anni, ha riportato una serie di traumi all'addome e al torace. Visibilmente sotto shock all'arrivo delle ambulanze, è stato intubato sul posto e trasferito in codice rosso all'ospedale di Cattinara. Serie anche le condizioni di un secondo operaio colpito dalla muratura alla colonna spinale e portato via dai sanitari in codice giallo. Feriti superficialmente e contusi gli altri 2 uomini, tutti stranieri e tutti sulla quarantina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri anche con la squadra di repertazione scientifica e gli addetti del Dipartimento di Prevenzione di Asugi. Le indagini nello stabilimento di circa 5.000 metri quadrati dislocato nella zona industriale di Trieste saranno mirate ad appurare se il cedimento sia stato accidentale o dovuto eventualmente a un carico eccessivo di rifiuti nel settore di stoccaggio specifico. Resta da appurare anche se il maltempo possa aver influito sul crollo che ha causato il grave incidente sul lavoro.
Allora, queste le notizie, andiamo a vedere anche le testimonianze, le leggiamo sull'edizione del Piccolo di oggi. Sotto shock e in silenzio gli addetti della società che gestisce dal 1992 il riciclo dei rifiuti anche nella sede principale storica di via Caboto. In mezzo ai container fra vetro, legno e ferro ho sentito un rumore. Abbiamo l'ordine di non parlare, l'abbiamo già letto appunto sulla prima pagina, ma mentre gli operai entrano ed escono dalla ditta alla spicciolata, dentro dal cancello si scorge una pattuglia dei carabinieri ed eccone un'altra pochi minuti dopo, ma non sono solo i militari dell'Arma a lavorare al caso. La ricostruzione dell'incidente è affidata, come diceva anche Marco Stabile, agli operatori del Dipartimento di Prevenzione della SUGI. Servirà tempo per ricostruire con precisione cosa è accaduto in quel piazzale della Medfer SRL. Storia della società inizia nel 92. Ancora l'azienda articola la propria attività su 2 sedi, appunto via Caboto è quella di recente realizzazione proprio in strada della Rosandra, dove è avvenuto il grave incidente. Le aree di maggiore operatività sono Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia, mentre all'estero sono Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia e Austria. Gli addetti rimasti feriti lavorano per TLT Group, impresa nata a Trieste nel 18, creata da Moreno Kraljevic, uno dei leader dell'indipendentismo triestino, nel febbraio del 14, in prima fila nel blocco della bretella di Porto Vecchio. L'azienda multiservizi si occupa di trasporti, traslochi, sgomberi e imballaggi. Insomma, questo è il contorno che ha fatto da teatro, insomma, questo grave incidente. Vedremo appunto quali saranno gli sviluppi, speriamo appunto per le persone coinvolte vada nel migliore dei modi possibili. Nell'asilo nido di Roiano, gestione pubblico-privato, le rette legate al servizio, l'affidamento della struttura comunale con la suddivisione dei 66 posti a metà. Nel bando previsti sconti o riduzioni da applicare alle famiglie per i giorni persi. Qui vediamo appunto tutto un approfondimento sul nuovo asilo nido di Roiano. Le rette appunto saranno legate al servizio, 66 posti, la metà assegnata in aggiunta agli attuali posti nido comunali e l'altra metà gestita da un soggetto privato, lo stesso soggetto che in concessione si occuperà di gestire l'intera struttura. È la formula che la Giunta intende adottare per il nuovo asilo nido che aprirà nell'area dell'ex caserma di Roiano. Le direttrici, che per la prima volta a Trieste vedono una collaborazione pubblico-privato nella conduzione di una realtà per l'infanzia, sono state adottate lo scorso lunedì dalla Giunta Comunale al termine di un'attenta analisi delle diverse soluzioni e degli interessi in gioco, sempre con al centro il benessere dei più piccoli, così recita una nota del Comune. Andremo ad approfondire anche questo argomento, ma adesso ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Chi abbiamo oggi in diretta al telefono? Buongiorno. Sì, ispettore Schillani, buongiorno a lei. Buongiorno all'ispettore Schillani. Allora, quali sono le notizie di oggi? Cosa ci può dire anche sulle segnalazioni? Sì, allora, innanzitutto iniziamo che nonostante che il maltempo imperversi, al momento la situazione è abbastanza tranquilla, non abbiamo avuto questa notte interventi degni di nota. Per quanto riguarda la situazione attuale, il traffico è scorrevole, pioggia in atto, quindi fare attenzione per l'asfalto bagnato. Per quanto riguarda invece le segnalazioni, dovremmo avere questa mattina dei lavori di potatura, sempre tempo permettendo, in via Coroneo, altezza delle carceri, fare attenzione, già posti i divieti per effettuare gli sgomberi. Per quanto riguarda invece altri lavori, abbiamo dei lavori che comporteranno una chiusura della rampa d'uscita, sia uscita che entrata questa sera dalle 19:06 della grande viabilità triestina, praticamente l'uscita e l'entrata che porta alla via Svevo, ribadisco alle 19:06 saranno chiuse, quindi non sarà accessibile. Inoltre lungo sempre la grande viabilità e anche sul raccordo autostradale 13 sono previsti dei cantieri, quindi fare attenzione, ci sono dei restringimenti di careggiata e di salti di careggiata. Questi lavori andranno avanti per parecchio tempo, quindi fare attenzione a chi transita in zona.
Dopodiché devo riallacciarmi alle manifestazioni per la giornata di domani, 25 aprile, quindi l'anniversario della liberazione. Inizieremo già oggi con la deposizione di corone e quindi si potrebbero vedere rallentamenti durante queste brevi cerimonie, uno in particolare in via Pinemonte all'altezza del monumento Alma di Voda. Questo dovrebbe avvenire intorno alle 9:30. Inoltre anticipo brevemente la giornata di domani, che oltre alle manifestazioni principali che si avrà in Riviera di San Saba alle ore 11, quindi si potrebbero vedere rallentamenti nella zona di via Palatucci, quindi nella zona della Risiera, si avrà un corteo in centro città. Questo corteo dovrebbe iniziare circa alle ore 9, partirà da Campo San Giacomo e percorrerà via dell'Istria, largo Baiamonti, via Liburni e via Soncini, via di Servola, via Carpineto, Valmaura, piazzale Valmaura, per terminare in via Flavia all'altezza di via Miani. Saremo sul posto naturalmente con tutto il personale per le deviazioni e viabilità, essendo una giornata festiva dovrebbe impattare minormente sulla viabilità, però comunque naturalmente soprattutto nel rione di Servola potrebbe creare dei disagi, ripeto, questo domani mattina. Al momento altre cose particolari non ci sono, vediamo l'evoluzione della mattinata, quindi restituirei la linea. Grazie all'ispettore Leonello Schillani, buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Noi andiamo avanti e grazie anche per le informazioni naturalmente relative a domani, alla cerimonia di domani per quanto riguarda il 25 aprile e anche il corteo appunto che muoverà da San Giacomo a partire dalle 9 verso il rione di Servola e poi Valmaura verso la Risiera. Allora andiamo a vedere l'approfondimento sull'asilo di Roiano. In luglio e agosto attività per i bimbi sotto i 3 anni d'età, quindi resterà aperto anche nei mesi estivi di luglio e agosto con attività dedicate ai bambini di età non superiore ai 3 anni con priorità di frequenza per i piccoli che hanno frequentato il nido durante l'inverno. Quindi c'è anche questa novità molto richiesta sicuramente dalle famiglie. All'ultima chiamata hanno risposto in 13 a fronte di un'esigenza di almeno 30 figure per quanto riguarda il personale, quindi il nodo del personale mancante. Pronte 36.000 bollette per l'Ilia, solleciti accertamenti di Esatto, il bilancio e le prospettive della società. La Tari deve attendere il via libera dell'Ausir, a livello nazionale timori di aumenti. L'assessore Bertoli sulla prossima tariffa li eviteremo con la lotta all'evasione. Questa è stata un po' il leitmotiv ieri della conferenza stampa della Presidente di Esatto del Punta, il direttore Fermo e l'assessore Bertoli, che hanno illustrato proprio il bilancio della società di riscossione dei tributi e servizi del Comune. Allora rivediamo insieme il servizio. I dati di bilancio sono assolutamente positivi. Ieri è stato appunto approvato da parte del socio il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023 con un utile che supera i 600.000 euro. Utile che verrà utilizzato e veicolato per una maggiore lotta all'evasione totale, in maniera da andare appunto a sanare coloro che non pagano l'IMU ma soprattutto la Tari. La lotta all'evasione è dunque l'obiettivo di Esatto, che intende reinvestire proprio in questa attività gli oltre 600.000 euro di utile d'esercizio 2023. Una questione economica, certo, ma anche etica, ha spiegato la Presidente della Società di Riscossione Tributi del Comune, Raffaella Del Punta, nel presentare i dati di bilancio insieme al direttore e all'assessore comunale Bertoli. Anche perché i mancati introiti sulla Tari contribuiscono ad aumentare le tariffe per tutta la platea dei contribuenti. Questo per una ragione non solo numerica, aritmetica, per quanto riguarda il recuperato sul bilancio del Comune, ma soprattutto per un aspetto etico. Non è corretto che chi paga le tasse le paghi 2 volte, dovendo assorbire il mancato incasso di chi appunto le evade totalmente. Questo soprattutto
per un meccanismo legato da un punto di vista normativo alla Tari. Il risultato economico dell'anno scorso ha registrato un incremento di oltre 80.000 euro nonostante il venir meno di circa 70.000 euro di compensi sulle tariffe della refezione scolastica. Complessivamente Esatto nel 2023 ha riscosso 122 milioni di euro rispetto ai 116 dell'anno precedente. Un bilancio positivo, nella lotta che abbiamo cominciato va notato in sostanza che è una città meravigliosa, perché i dati che ci dicono, di quelli che ci confortano, dimostrano come i triestini stessi ci tengono a contribuire con una alta fedeltà. L'evasione da noi è molto bassa e questo ci aiuta a fornire servizi sempre migliori per la nostra comunità, dalle scuole alle strade, agli asili, alla manutenzione di parchi e giardini. Dall'altro lato, quello che cui abbiamo deciso con la società è di una lotta senza quartiere all'evasione. Ancora una notizia in tema di bilanci, la troviamo oggi sul Piccolo, Cultura, Sociale, Salute e Barcola. La CR Trieste dona 3 milioni alla città. Approvato il bilancio 2023 dell'ente benefico, spiccano l'acquisto dello scettro di Carlotta e l'impegno per il Burlo, scrive Diego D'Amelio. Il rifacimento quindi della pineta di Barcola dopo le mareggiate, l'acquisto e la messa in mostra a Miramare dello scettro donato a Carlotta, il sostegno all'esposizione di Van Gogh e alla celebrazione del centenario dell'Università di Trieste, l'acquisto delle attrezzature per il Burlo e il nuovo ospedale di comunità all'ITIS, l'aiuto alle associazioni che si occupano di emarginazione sociale, vale 3,1 milioni l'impegno profuso dalla Fondazione CR Trieste nel 2023 nel campo della cultura, del sociale, della salute e dell'ambiente, come emerge dal bilancio consuntivo che il Consiglio Generale dell'ente presieduto da Massimo Paniccia ha approvato ieri all'unanimità. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con la nostra rassegna stampa. Allora, torniamo in diretta, sono le 7:34 qui a Sveglia Trieste, torniamo sul clima particolare di questi giorni, sferzata artica, leggiamo sul Piccolo, neve e freddo fino a mezzo metro in montagna e 11 gradi di massima in pianura. Dopo il caldo eccezionale della prima metà del mese, il Friuli Venezia Giulia è ripiombato in pieno inverno, un fenomeno simile per intensità e durata, secondo gli esperti dell'Osber ARPA, non si verificava dal 97. A Trieste raffiche di bora fino a 70 km/h, la situazione dovrebbe lentamente migliorare, resta però il rischio brina. La sferzata artica e la discesa d'aria polare transitata dalla Scandinavia e poi scesa a latitudini più basse fino al Mediterraneo sta dispiegando i suoi massimi effetti in Friuli Venezia Giulia, abbondanti nevicate fuori stagione fino a mezzo metro sul Piancavallo, temperature massime in pianura ben al di sotto delle medie stagionali, vento di bora con raffiche fino a 70 km/h a Trieste sulla costa friulana, possibilità di gelate che mettono in difficoltà gli agricoltori e i vignaioli, se pensiamo che fino a lunedì 15 aprile sono state registrate temperature di 28 gradi, tanti sono andati anche al mare. Il crollo repentino di queste ore fa ancora più effetto sicuramente. Allora, qui vediamo alcune immagini, tra cui la nevicata appunto a Piancavallo con un manto di mezzo metro, poi Piazza Unità spazzata dalla bora e una delle torri di ventilazione dell'azienda, le vie di Romance. Poi con 14 torri di ventilazione USA, salve le produzioni più pregiate, impianto avviato alle vie di Romance e alle tenute Luisa, accesi fuochi tra i filari, nelle grave danni del 10% alle varietà precoci, stop alla raccolta degli asparagi, appunto è anche questa la stagione, sarebbe la stagione giusta, ma è stata fermata proprio per il grande freddo. Qui vediamo le pale in fibra di vetro hanno un diametro di 6 metri, ognuna riesce a muovere l'aria calda che si trova in alto. Fiocchi bianchi fino a Barcis, su Piancavallo si attendono turisti per il ponte del 25, la sciata del 25 aprile è sicuramente un inedito, il peggio dovrebbe essere alle spalle ma le temperature non saliranno fino a sabato.
Una depressione sul Golfo Ligure ha richiamato aria fredda da nord-est sui bassi strati e aria umida da sud in quota. Ci chiedeva una telespettatrice ieri se è possibile accendere il riscaldamento nei condomini, effettivamente ricordava bene la signora. Ieri la data sarebbe quella del 15 aprile, ma essendo la nostra città inserita in una particolare fascia climatica, in queste particolari occasioni non servono addirittura le deroghe per tenere aperto il riscaldamento per un massimo di 7 ore al giorno, a patto che nell'appartamento, nell'abitazione ci siano meno di 20 gradi, se non ricordo male la temperatura, quindi è possibile farlo anche in questa stagione in occasione di questi fenomeni così eccezionali. Allora andiamo a vedere ancora la questione dell'ok da Strasburgo al patto di stabilità. Maggioranza e PD però non lo votano. Il commissario Gentiloni avverte: per Roma doppia sfida sul deficit e sulla crescita. Il nuovo patto di stabilità lo vediamo qui in sintesi su uno specchietto. I tempi per risanare i conti avranno una durata di 4 anni, estendibili a 7 a fronte di riforme che migliorano il potenziale di crescita. Traiettoria e spesa, un percorso discendente sostenibile e calcolato, i paletti sul debito, calo medio annuo minimo dell'1% per i paesi con un debito oltre il 90%. La posizione italiana studiata in vista delle europee a giugno, la scelta di Palazzo Chigi per l'astensione, la Presidente, qui vediamo, del Consiglio Giorgia Meloni. I centristi sparigliano gli equilibri, forti timori a destra e a sinistra, faro acceso sul ruolo di Renzi e Calenda in vista delle scadenze elettorali in Puglia e in Piemonte. Preoccupano le buone performance di Azione e Italia Viva in Basilicata. Approvata la legge sull'intelligenza artificiale, previste pene fino a 5 anni. Questo è previsto appunto da una legge, dall'ingresso dell'intelligenza artificiale nei settori della giustizia e della sanità all'accentramento della regia Palazzo Chigi. Il provvedimento declina il regolamento europeo AI Act, lasciando l'uomo al centro di ogni processo decisionale. Andiamo a vedere ancora Scurati in corteo a Milano per il 25 aprile, lo scrittore frena, non sono un eroe, papà Salis sarà sul palco a Roma, Landini a Marzabotto e alla casa dei fratelli Cervi. Il decreto PNRR è legge, ma è scontro sui pro-life ospitati nei consultori. C'era stata una protesta lunedì anche qui a Trieste. La RAI nella bufera, l'opposizione incalza, Meloni riferisca il caso Bortone in consiglio d'amministrazione. Ancora proteste pro Gaza in America, raffica di arresti nei campus, fermi alla New York University, la preside della Columbia va verso la sfiducia, Joe Biden pensa alle elezioni di novembre e cerca di mantenere l'equidistanza, sicuramente non semplice. Lo stabilimento di Trieste, Varsila MSC, entro fine aprile la bozza d'accordo di programma, soggetti privati soddisfatti del confronto, ma la compagnia di navigazione attende risposte da Roma. Oggi l'incontro con i sindacati che chiedono di integrare la cassa, quindi sarà preparata entro fine aprile la prima bozza dell'accordo di programma per la reindustrializzazione dello stabilimento Varsila di Bagnoli. L'assicurazione arriva dal tavolo tecnico riunitosi ieri a Roma, durante il quale MSC ha sottolineato che nella prossima riunione calendarizzata il 17 maggio verrà quasi certamente annunciata l'intesa fra le due società sulla cessione del sito. Stamani comincerà invece il confronto tra MSC e sindacati che già chiedono all'azienda di aumentare con risorse proprie la cassa integrazione che dovrebbe durare 36 mesi. Seguiremo anche questo. C'è stata una frana sulla A24 Udine-Tarvisio, oggi riapre la carreggiata sud, messo in sicurezza il tratto tra Carnia e Pontebba con ancoraggi, attivato anche un sistema di monitoraggio attivo 24 ore su 24. Anche il caso dell'ex consigliere regionale, il caso spese pazze, De Mattia torna a casa, sia i domiciliari per l'età. In regione scontro su Friuli Venezia Giulia Plus in aula,
nell'esordio della Omnibus, la legge Omnibus. È partito ieri il dibattito sul disegno di legge, approvati i primi 12 articoli, opposizione critica sulle novità per la società in-house, si rischia una replica di Mediocredito, una veduta, qui vediamo, del Consiglio nella seduta di ieri, è protagonista anche l'assessore al bilancio Barbara Zilli. L'assessore dice: mi impegno a riferire in commissione il nostro progetto per il futuro sviluppo della controllata. Questo il dibattito. Maturità, prove e voti ritornano al passato. Queste le novità che interessano molti studenti. L'esame si svolgerà con i criteri precedenti alla pandemia. Si inizia il 18 giugno con italiano, al classico torna il greco. Chi attendeva una riforma a 360 gradi dell'esame di maturità dovrà attendere ancora, tranne qualche minimo accorgimento. L'organizzazione delle prove resta la stessa ed è quella consolidata prima della pandemia. Il prossimo 18 giugno sarà la volta del primo scritto, il canonico tema di italiano, al quale il giorno successivo seguirà il secondo scritto sulle materie indicate dal Ministero. Nei licei classici, ad esempio, dopo 5 anni gli studenti affronteranno la tradizionale versione di greco. L'unica novità è la cosiddetta piattaforma unica, dove sarà caricato anche il più noto portfolio, libretto dello studente, che all'orale risponderà a domande su tutte le materie. Con un'ordinanza inviata nei giorni scorsi alle scuole, il ministro dell'istruzione Valditara ha definito l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato, esame che, come detto, ripercorre la strada pre-Covid. Allora, ancora avanti nella lettura del giornale, crociere in Italia nel 2024, 13,8 milioni di passeggeri, Trieste verso i 500.000 e crescono i millennials. Le previsioni al Seatrade di Miami, la più importante fiera del settore, sarà un anno da record in tutto il mondo, ma l'Asia è ancora ferma. E di questo exploit della cantieristica anche per la costruzione delle navi da crociera hanno parlato ieri i vertici di Fincantieri durante l'assemblea degli azionisti, che al termine ha approvato il bilancio. Quindi noi abbiamo realizzato anche un servizio su questa assemblea, poi abbiamo dato conto anche della protesta invece che andava in scena immediatamente fuori appunto dalla sede di via San Francesco per la questione del fondo sull'amianto. Allora rivediamo prima il servizio riguardante proprio l'approvazione del bilancio di Fincantieri e poi anche le prospettive appunto per il futuro. Fincantieri punta alla prima fila nella subacquea, laddove riscontra una grande attenzione a livello nazionale sullo sviluppo tecnologico del settore della difesa. Lo ha detto l'amministratore delegato di Fincantieri Pier Roberto Folgero a margine dell'assemblea degli azionisti di questa mattina. Crescere nella difesa, ha aggiunto, non significa levare risorse al civile, ma significa svolgere il proprio servizio industriale e geopolitico e creare una base di tecnologie trasversale in un mondo che domanda sicurezza. Durante l'assemblea Folgero ha sottolineato che gli investimenti nel settore della difesa navale sono la spesa militare molto più compatibile dal punto di vista anche culturale per i contribuenti, perché è deterrenza, difesa dei commerci, dei confini e dei fondali. Per quanto riguarda l'industria delle crociere, il settore, è stato spiegato, è migliore dei livelli pre-Covid. Non solo tutte le flotte sono operative, ma le navi hanno dei coefficienti di occupazione altissimi e si prevede una grande crescita di clienti dal 2026. Gli armatori stanno anticipando gli investimenti e il 2024 sarà l'anno in cui la domanda del prodotto di Fincantieri sarà molto alta. L'assemblea degli azionisti di Fincantieri ha approvato con il 99,99% dei voti favorevoli il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, che chiude con un utile di oltre 7 milioni e mezzo. Approvato il piano di azione a ratio diffuso per il personale del gruppo.
La manifestazione di oggi è una protesta importante che tutte le vittime dell'amianto vogliono fare contro questo fondo che è stato destinato alla Fincantieri, che è un'offesa per tutte le vittime dell'amianto. Mio padre Mauro Crudele e mio zio sono morti di mesotelioma e hanno lavorato per anni in questi cantieri. Mobilitazione di un gruppo di associazioni nazionali di vittime di esposti all'amianto contro i provvedimenti statali in materia di fondo per le vittime. Il presidio questa mattina in occasione dell'assemblea di bilancio di Fincantieri, l'unica richiedente e probabilmente anche unica partecipata pubblica beneficiaria del fondo. Il governo ha stanziato, ha dato la possibilità alla Fincantieri di percepire i famosi 20 milioni che dovrebbero andare esclusivamente alle vittime dell'amianto. Non siamo d'accordo su questa situazione, noi continuiamo a dire che c'era già un fondo vittime amianto istituito nel 2007, queste somme andavano a incrementare quel fondo, ad aiutare le vittime dell'amianto. Il presidio di oggi per fare un'azione di sensibilizzazione nei confronti di Fincantieri, perché questi 20 milioni che si porterà a casa, essendo l'unica che ha fatto domanda, non li utilizzi come rimborso per quanto ha dovuto spendere per risarcimenti nelle cause che ha perso, ma li utilizzi per la ricerca. Presenti anche i consiglieri regionali Bullian e Moretti, che sul tema hanno depositato in Consiglio una mozione che si aggiunge alla lettera ai parlamentari regionali e ai presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato per apportare correttivi alla legge. È una norma che è statale, che riteniamo vada profondamente modificata nell'impostazione, per questo abbiamo depositato e promosso io e il collega Moretti una mozione che è stata sottoscritta da tutto il centro-sinistra, che verrà discussa in Consiglio regionale il 30 aprile. Il presidente di Fincantieri, Claudio Graziano, ha incontrato le associazioni in protesta davanti alla sede di via San Francesco, dichiarandosi pronto ad aprire un tavolo d'ascolto. Allora, torniamo alla lettura del giornale, sempre sul piccolo, ticket e QR code svelati in 20 punti, niente più dubbi. Si parla di Venezia, che diventa, l'abbiamo visto in prima pagina, la prima città a pagamento. Il ticket si compra anche in tabaccheria, da domani via la sperimentazione del sistema di prenotazione, ma per avere il pass si potrà pagare anche all'arrivo. Disponibili 30.000 punti vendita sparsi su tutta la penisola. Solo un piccolo passo e l'analisi, il mondo guarda Venezia, quindi questa la sperimentazione per tentare di regolamentare un pochino il turismo che stava trasformando Venezia in una città surreale. Da Trieste a Fiume in treno oggi parte il primo viaggio, sperimentazione con collegamento diretto da Villa Opicina fino al 30 settembre. Si punta ad attrarre i cicloturisti, la corsa singola per gli adulti costerà 8 euro. Un collegamento diretto da Trieste, Villa Opicina a Fiume, operato dalle ferrovie slovene con 2 treni giornalieri. Da oggi un viaggio che non si poteva fare dagli anni 90 per tutto il periodo estivo. Fino al 30 settembre tornerà alla normalità grazie a una sperimentazione coordinata dall'INCE nell'ambito del progetto europeo Substance, progetto da 2.010.000 euro dedicato a migliorare i collegamenti di trasporto pubblico sostenibile nelle aree periferiche e transfrontaliere dell'Europa centrale, di cui l'organizzazione di Trieste è capofila. Oggi si terrà una cerimonia di inaugurazione con autorità dei territori toccati dalla nuova tratta. Alla stazione di partenza l'assessore ai trasporti Cristina Mirante porterà i saluti della regione. Il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza presenzierà la conferenza stampa che si terrà a Fiume a fine viaggio. Quindi queste le notizie. Il treno avrà 2 corse giornaliere, la prima la mattina da Villa Opicina alle 7.50 con arrivo a Fiume alle 9.54, la seconda partirà da Fiume alle 18.25 con arrivo a Villa Opicina alle 20.40. I biglietti sono acquistabili agli sportelli della tratta e laddove lo sportello non è attivo come a Villa Opicina sarà possibile
possibile acquistarli a bordo, con un'iniziativa promozionale molto forte da parte delle compagnie ferroviarie. C'è uno sconto del 50% sulle tariffe ordinarie, quindi 8 euro il prezzo della corsa singola per gli adulti, 4 euro per i bambini tra i 6 e i 12 anni e sotto i 6 anni e i bambini viaggeranno gratis. Le fermate intermedie sono tante lungo appunto tutta la tratta appunto tra Trieste, Villa Opicina e Fiume. Questa è la novità. Andiamo ancora sempre sul piccolo, nella pagina della cronaca di Trieste, a vedere i commemorati. Il lungo trillo della campanella al Tartini ricorda le vittime dell'eccidio di Via Ghega, commemorati 51 civili impiccati per rappresaglia dai nazifascisti il 23 aprile del 1944 nell'atrio di Palazzo Rittmeier. C'era per noi ieri il nostro Umberto Bosazzi, vediamo. 80 anni fa l'eccidio da parte nazifascista di 51 persone appartenenti alla Resistenza ma anche rastrellati, i cui corpi vennero esposti alle finestre e lungo la scalinata di quello che ora è l'edificio che ospita il Conservatorio Tartini. Una pagina di storia disumana, troppo a lungo taciuta, che gli stessi triestini forse faticano a ricordare, già che nelle intenzioni dei tedeschi l'esposizione di quei cadaveri doveva suonare come un monito. Da qualche anno il Conservatorio Tartini commemora quell'episodio nel miglior modo possibile, ovvero lasciando che sia la musica a risuonare in quegli spazi che furono luoghi di dolore. Anche stamani dunque, dopo la deposizione delle corone all'esterno dell'edificio, 3 studenti del Conservatorio hanno eseguito un brano di Boccherini, preceduti dalla lettura in italiano e sloveno di un brano scelto dal professor Roberto Spazzali. Poi, in aula magna, i saluti del direttore e del presidente del Conservatorio Alessandro Torlontano e Daniela Dado e l'intervento del sindaco di Postumia. Tutto senza fronzoli, senza sfilate, con lo scopo di far risentire in qualche modo le voci e le storie di quelle persone il cui impegno e il cui sacrificio non sono invani, a maggior ragione al termine di una cerimonia impeccabile conclusasi con altra musica eseguita dagli allievi del Conservatorio di Postumia, preceduta dal ricordo di Laura Petracco, una delle vittime, cui è dedicato uno spettacolo che stasera, sempre al Tartini, chiuderà la giornata. Allora, ancora avanti sulla lettura dei giornali, andiamo a Gorizia dove si parla della prospettiva dei Go 2025, luci spente, serrande giù, serve cambiare marcia per rivitalizzare il centro. A 10 mesi dal debutto di Go 2025 negozi, bar e ristoranti osservano orari non in linea con le esigenze dei futuri ospiti, ma saremo pronti alla sfida. La domenica pomeriggio trovare un caffè aperto è una vera impresa, come anche riuscire a cenare di lunedì. Ai clienti che entrano in sala dopo le 21:30 capita spesso di sentirsi dire spiacenti, la cucina ha già chiuso. Quindi questa è la panoramica e le richieste. La città è ancora poco conosciuta, dice la guida turistica, dagli imprenditori fino al terzo settore la realtà del territorio vanno coinvolte tutte. Questo è il suggerimento di Anna Maria Testa, che invita a fare presto perché l'8 febbraio del prossimo anno è davvero dietro l'angolo. Allora andiamo ancora avanti. Il comune di Gorizia accelera sul campus negli spazi dell'ex ospedale civile, ancora il superamento del confine è nel cuore di Mattarella, il sindaco lo ringrazia, abbiamo letto la sua nota ieri proprio in questa trasmissione. Mario Brancati dona oltre 3.000 libri alla biblioteca statale e alla sua ex scuola. Il fondo è composto soprattutto da saggi storici o di attualità, enciclopedie e libri per l'infanzia affidati all'elementare di Straccis. Andiamo ancora a vedere a Monfalcone, qui in realtà siamo a Trieste, l'abbiamo già vista la manifestazione battaglia contro i decreti amianto, Fincantieri apre al confronto, disponibilità manifestata dal presidente Graziano di Fincantieri e ai partecipanti al sit-in degli esposti che ha avuto luogo
luogo ieri a Trieste, come abbiamo già visto appunto nel nostro servizio. Sokta Rouf sarà vicepresidente del direttivo del Rione Centro a Monfalcone, il nuovo organigramma del Parlamentino, la candidata di origini bengalesi, la più votata nelle recenti elezioni di quartiere. Affiancherà i confermati Negri e Virgolin un ruolo di peso anche per Abdul Malek. Questo succede appunto nei parlamentini rionali, il comitato di Rione Centro per Monfalcone. Commissario per le preghiere, atteso a ore il verdetto di Roma. Ricorderete sicuramente la vicenda, la battaglia legale al Consiglio di Stato fra i centri islamici e il Comune. Ieri la nuova udienza, dopo la quale i giudici si sono riservati di decidere. Cisint dice richieste vergognose, la Torraca ha insistito per la nomina, l'avvocato appunto della comunità della comunità musulmana, causa parallela al TAR, rinvio al 23 maggio. Andiamo ancora sul piccolo invece di Trieste. Allora, rendiconto, Riospo e servizi scolastici discussi in commissione a Muggia, i lavori in comune, poi ancora poligono di Opicina, luogo della memoria da sistemare subito, l'appello del Partito Democratico. L'abbiamo già letto ieri, non cessa lo scontro sulla Ius Comunella, Petelin contro Pertot sul sistema di gestione. La cronaca invece, il braccialetto elettronico ferma lo stalker. L'uomo pedinava la donna, ma ora il dispositivo allerterà sia le forze dell'ordine sia la vittima a una distanza di 500 metri. L'emeroteca, qui vediamo, di Piazza Ortis, dove l'uomo pedinava e importunava la vittima. Abbiamo fatto anche noi un servizio su questo, l'ha realizzato il nostro Gianluca Paladin e lo rivediamo ora insieme. Era nel mirino di un uomo che l'aveva notata allo sportello dove lavorava e che per mesi l'ha costretta a subire le sue molestie e atti persecutori tali da ingenerare un costante stato d'ansia e paura per la propria sicurezza. Ma la polizia locale di Trieste ha smascherato lo stalker, che è stato denunciato. L'uomo, un 58enne di origine straniera, era riuscito a scoprire le sedi in cui la sua vittima lavorava. Sistematicamente si faceva trovare lì durante i turni lavorativi della donna per fissarla e consegnarle bigliettini con frasi moleste e invasive. Infine la pedinava all'uscita dal lavoro. La vittima allora ha iniziato a cambiare le proprie abitudini, si faceva accompagnare a casa da colleghi o conoscenti nel timore che il suo persecutore potesse scoprire dove abitasse. Un vero e proprio incubo che ha costretto la donna a rivolgersi alla polizia locale. La denuncia è stata subito presa in carico dal nucleo contrasto violenza, stalking e abusi, specializzato proprio in questi reati, e dal nucleo di polizia giudiziaria. Le indagini hanno raccolto gli elementi che hanno permesso all'autorità giudiziaria di vietare all'uomo di frequentare i luoghi abituali della donna. Inoltre il 58enne è stato costretto a indossare il braccialetto elettronico, introdotto con legge l'anno scorso proprio a tutela delle vittime di questi abusi. Non appena lo stalker è comparso nuovamente nell'ufficio della sua vittima qualche giorno fa, gli agenti della polizia locale hanno potuto notificargli la misura di divieto di avvicinamento. Nel caso dovesse violarla è previsto l'arresto. Allora, ancora sulla cronaca cittadina, sorveglianza speciale negata per Zorzini. Il Tribunale ha accolto la richiesta del PM, quindi accogliendo la richiesta del sostituto procuratore Cristina Bacer, il Tribunale ieri ha rigettato la richiesta di misura di sorveglianza speciale avanzata dal questore Pietro Stuni per Laura Zorzini. L'attivista triestina è diventata ormai una paladina a livello nazionale della tutela dell'ambiente e degli animali. Il giudice Enzo Truncellito, che lo scorso 16 aprile si era riservato, ha reso nota ieri la sua decisione. È soddisfatto il legale dell'attivista, l'avvocato Francesco De Carlo, che sottolinea come il Tribunale ha escluso che Laura Zorzini rientri nella categoria dei soggetti socialmente pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica. La manifestazione del 30 aprile 2022, 5 no Green Pass finiti davanti al giudice, all'esterno un presidio, udienza di ammissione prove ieri a carico di un gruppo di no Green Pass, Tito De Toni, Alessandro Ariano, Sabina Borsoi, Francesca Schonsberg e Margherita Virgili, sostenuti all'esterno dal Tribunale da una decina di militanti, a processo per una manifestazione del 30 aprile del 22
22 in Piazza Unità, zona interdetta. Agli imputati, difesi dall'avvocato Jennifer Schiff, è contestato l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza perché in concorso tra loro avevano promosso la contestazione del comitato No Green Pass, alla quale aveva partecipato una settantina di persone. De Toni inoltre aveva distribuito volantini per un'ulteriore iniziativa. La prossima udienza è rinviata al 14 maggio per i testi del PM. Allora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo con il nostro primo ospite, Gabriele Cinquepalmi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, sono le 8:05, ospitiamo e diamo subito il buongiorno a Gabriele Cinquepalmi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Buongiorno. Buongiorno Laura, buongiorno a tutti gli amici da casa. Grazie di essere qui con noi questa mattina. Allora, ci sono tante mail già che parlano di purtroppo una notizia di cronaca brutta, l'abbiamo vista, gli incidenti sul lavoro. Allora scrive Oliver, troppi incidenti sul lavoro, ma credo da sempre, ora fortuna abbiamo Tele4 che ha il coraggio di dirlo al mondo. Vabbè, non siamo stati gli unici sicuramente, però ringraziamo Oliver. Poi ancora invece un grande dispiacere per, leggo sul piccolo, buttando l'occhio appunto sulla pagina del mio vicino, scrive questo telespettatore che non si firma, mi sembra di sentire lo stesso dolore che hanno provato gli operai, troppo davvero, forse non avevano le istruzioni giuste per lavorare, comunque vada, saranno invalidi, ma lavorando in modo onesto, cari auguri di pronta guarigione. Insomma, tanta sensibilità, no, da parte dei nostri telespettatori anche per questo fatto, questo brutto infortunio sul lavoro. Di certo quando c'è un infortunio sul lavoro, anche grave come in questo caso, è chiaro che la situazione porta a essere tutti quanti rattristati, perché poi bisognerà far luce anche le cause di questo incidente. Tante volte ci sono delle condizioni lavorative che mettono proprio in difficoltà i vari operatori, altre volte ci sono certi lavori che sono presi un po' alla leggera o mancanza anche di formazione. Quel che è sicuro che ormai troppe volte succedono questi incidenti e sicuramente una persona non può rischiare la vita o restare anche solamente, cioè restare anche invalida per recarsi al lavoro. C'è bisogno di più impegno, c'è bisogno di un più impegno da parte di tutte le parti, da parte dei datori di lavoro come da parte anche dei stessi lavoratori. Chiaro. Ogni mestiere, ogni situazione porta un pericolo, quindi quello che è certo è che non bisogna assolutamente prendere alla leggera nessun tipo di lavoro. In questo periodo abbiamo visto anche molti incidenti, magari anche nei cantieri 110, che sono nati magari anche con lavoratori non formati, con ditte che non rispettavano esattamente tutti i regolamenti, anche perché nate magari da poco o per aver fretta di chiudere il cantiere. Quindi quello che serve è sicuramente un maggiore impegno anche da parte del comune, degli enti preposti per aumentare i controlli all'interno delle varie aziende e verificare che tutte le regole antinfortunistiche vengono messe in atto. È vero, ci sono anche questi fenomeni insomma, più recenti. Diciamo, dopodiché l'incidente purtroppo sappiamo che sempre è la porta, tante volte non si può fare niente, è come un incidente in strada, tante volte infatti, succede. Può capitare purtroppo. È vero. Allora una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sono Miranda. Miranda, buongiorno. Allora vorrei una cortesia se possibile. Prego. Telefono a tanti, ho telefonato a tanti. Mi sentite? Sì, la sentiamo, sì, buongiorno. Allora, quella pensilina di Valmaura, che è l'ultima, no? Sì. Che ho chiesto tante volte a tanti di loro, se potrebbero mettere almeno le paratie da parte.
perché quella non serve proprio a niente, fa un freddo tremendo lì da noi. Capito. Non so se Col vento, sì, capito, hai in capito. mente, sì, quella che è di fronte al DLD, insomma, no, dopo c'è Brico Fercio, tutta quella cosa. Quella pensilina senza le paratie non serve a niente. Ho chiesto a tanti di loro, so che hanno aggiustato tante pensiline. Se è possibile, è un'altra cosa. Dica. Allora, voi parlate sempre Friuli Venezia Giulia, perché nelle tesserine della sanità non c'è scritto niente? Una volta era scritto e adesso non c'è più. Come mai? Se è possibile darmi una risposta. Allora, questo non lo sappiamo, almeno personalmente non so. Sulla tessera sanitaria? Sulla tessera sanitaria, sì. Ci informiamo su questo. Per quanto riguarda la pensilina, signora Miranda, il consigliere ha raccolto insomma la sua segnalazione, ha ben presente, vero? Sì, conosco benissimo la zona. Grazie, signora. Anche sulla sanitaria, sulla perché tessera parlate sanitaria. sempre del Friuli Venezia Giulia, però vi ringrazio e buona giornata. Grazie Miranda, buona giornata a lei. Non so per quale motivo non ci sia adesso scritto, guardavo anch'io. Infatti lo guardiamo in diretta. Infatti qua c'è la tessera sanitaria, carta regionale dei servizi. Poi in basso c'è la specifica del Friuli Venezia Giulia, almeno su questa di mio possesso. Quindi io presumo che ci sia una tessera sanitaria nazionale e poi ogni ente mette la propria provenienza, diciamo, però... Chiaro, perché gestita magari dalla regione, no? Gestita dalla regione, quindi, sì. Mentre invece il discorso della pensilina, la signora ha ragione, ci sono varie pensiline in giro per Trieste che io stesso, insieme anche ai miei colleghi, stiamo tirando giù una lista anche pensando al nuovo tipo di pensiline che sono state installate, che non hanno né le pareti laterali, diciamo, ma non ha nemmeno una vera e propria copertura, perché ha un tetto piccolissimo, messo anche in diagonale, quindi una città come Trieste collabora, pensiamo alle giornate tipo oggi, che ci sia vento che pioggia, serve a ben poco. Questo qua è in piano uno studio per poter cambiare determinate pensiline e mi farò anche carico di segnalare questa qua di Valmaura, insomma. Allora, andiamo avanti ancora con le mail. Dunque ci chiede Roberto se venerdì c'è sciopero dei mezzi di trasporto. Sì, c'è un sciopero annunciato a livello nazionale, poi non so come si non so le sigle appunto, regionali chi aderisce e chi non aderisce. Però è annunciato uno sciopero del trasporto pubblico locale per 4 ore nella giornata di venerdì 26 aprile del 24 per uno sciopero nazionale. Ci saranno per le diverse città diverse modalità appunto di applicazione di messa in atto, insomma, diciamo che come al solito il trasporto sciopero minimo deve essere garantito. Esatto, quindi però c'è questo annuncio, quindi ha ragione il signore, insomma stiamo attenti a questo. Buongiorno, scrive Nevio, domani è la festa della liberazione dai fascisti, allora oggi chi non si pronuncia antifascista è a favore del fascismo, dice Nevio, mentre c'è un'altra mail di Pierpaolo che dice buongiorno, domani purtroppo si festeggia il 25 aprile, una delle feste più anacronistiche, ipocrite e divisive dell'anno, andrebbe abolita da subito. Ci sono pareri diversi, come al solito li leggiamo tutti e due. Penso che la prima mail non ha, secondo me, è la classica mail da scontro, chi non si pronuncia antifascista è un fascista. Non è vero assolutamente niente, c'è una generazione, ad esempio la mia, nata ormai in un periodo storico dove il fascismo non esiste, quindi è come per chi, cioè, ad oggi, pensiamo alle varie dittature che ci sono in giro prima, esiste ancora il comunismo quello cattivo, esiste ancora i dittatori comunisti. Chi non si professa anticomunista il 10 febbraio, allora cos'è a favore di queste dittature? Non credo. Ecco, quindi queste qua sono parole che si lasciano dire per fomentare, secondo me, uno scontro inutile, sbagliato. Cioè, domani c'è il 25 aprile, ci sarà la manifestazione, chi festeggerà il giorno della Risiera, liberazione può festeggiare benissimo il giorno della liberazione. A me viene in mente che dopo nemmeno una settimana a Trieste arrivano i titini, quindi c'è a Trieste particolare, quindi c'è un'invasione da parte della Jugoslavia a Trieste, dove che appunto inutile neanche soffermarsi su questi dati che ormai per fortuna
pian piano stanno venendo sempre più alla luce, però non è che il discorso 25 aprile o 10 febbraio sono divisivi. Le persone che ne cavalcano o da una parte vogliono la divisione. Vabbè, le strumentalizzazioni, insomma, questa qua, non sono secondo mai... a parer mio, è la stupidità di alcune persone che credono ancora di portare avanti il discorso dell'odio. Ormai l'abbiamo visto più volte anche con il nostro sindaco Roberto Di Piazza, tutti gli sforzi che si cercano di fare per mettere fine a questi inutili scontri. Ci sono varie parti politiche, ognuno pensa come deve pensare, però non me la sento di portare avanti un discorso di odio perché è alquanto stupido e misero, ecco. Allora, c'è una telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, io vorrei fare una segnalazione. Dopo avevo fatto altre segnalazioni, ma non è stata recepita dal comunale. Prego. Sul semaforo di via Flavia, all'altezza della 202, proprio sul semaforo, ci sono delle buche molto pericolose, prima e dopo il semaforo. E dopo vorrei chiedere, come mai in Slovenia fanno le strisce pedonali fluorescenti e qua da noi fanno le strisce che dopo poco non si vedono più? Grazie, buongiorno. Grazie a lei e buona giornata per le due segnalazioni. Allora dice vicino al semaforo di via Flavia sulla 202 ci sono buche pericolose, dice il signore. Poi perché la Slovenia fa queste strisce pedonali fluorescenti e noi invece abbiamo queste che spariscono dopo poco, no? Insomma, diciamo che la manutenzione delle strade adesso da parte del comune avrà un piano speciale, vengono messi a disposizione più di 6 milioni di euro. E chiaramente bisogna andare a rivedere un po' tutte le strade e i marciapiedi di Trieste. È chiaro che 6 milioni possono sembrare tanti, ma in realtà non sono tanti rispetto a tutta la strada che c'è da sistemare. Farò presente queste buche vicino al semaforo. Per quanto ho capito dovrebbe essere quello più o meno sulla Brigata Casale. Sì, immagino anch'io che si tratti di quello. Le percorro giornalmente, sinceramente non ho mai fatto caso, vado proprio in moto. Quindi mi soffermerò di più a vedere. Poi le strisce pedonali o le varie strisce che vengono dipinte in giro per Trieste, devo dire la verità che vengono fatti parecchi interventi sulla pitturazione della segnaletica orizzontale. In Slovenia ci sono altre regole, io faccio presente ad esempio in Slovenia ci sono anche le strisce pedonali rialzate. Ad esempio, ecco, sì, è vero. Secondo me sarebbe un'ottima diverse... opportunità anche a Trieste. Io penso si potrebbe fare anche si potrebbe fare, al posto di abbassare i marciapiedi sugli attraversamenti pedonali, ma si potrebbe anche pensare in certe strade di alzare le strisce pedonali a livello del marciapiede, per così anche garantire un rallentamento delle macchine e facendo, chiamiamolo dosso, più ampio, sicuramente c'è meno problema per i mezzi di soccorso. Proprio una cosa simile secondo me si potrebbe fare a livello stradale per la sicurezza di altura, ad esempio. Ci sono una serie di curvoni dove le macchine, soprattutto in discesa, corrono e questo qua potrebbe essere una soluzione, ma anche in altre strade dove magari mettendo un limite più basso si potrebbe pensare appunto a questa soluzione. No, insomma, certo. Però in questo periodo diciamo che la manutenzione stradale non si è fermata del tutto. Ieri ho visto le pitturazioni, le varie pitturazioni vanno avanti, anche in sopraelevata si fanno le varie manutenzioni, quindi c'è un piano speciale appunto da parte del comune e questo qua andrò a verificarlo. Allora c'è una mail, dice pensiline anche alle fermate della navetta del comprensorio di San Giovanni. Grazie, buona giornata Gabriella. Quindi dunque comprensorio di San Giovanni alle fermate della navetta, immaginiamo il numero 12 se non mi sbaglio, sì, l'autobus che va all'interno del comprensorio. Sinceramente questa realtà non la conosco, mi fa piacere aver avuto questa segnalazione perché posso andare a verificare. Ecco, benissimo, ottimo. E pensare qualcosa, insomma, di poter perché io penso sempre a chi deve aspettare l'autobus, anche se dobbiamo dire la verità che l'azienda trasporti di Trieste è molto presente sul territorio, uno non è che aspetta, tranne per certe tratte, quelle dell'altipiano, dove non è lo stesso passaggio della linea 20 e della linea 21,
garantito dai mezzi, però tipo all'interno del comprensorio pensare di dover aspettare con queste giornate senza nemmeno una copertura, magari si potrebbe anche ragionarci sopra. Ecco. Grazie per la segnalazione. Grazie Gabriella. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Dottoressa Bucarella, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Buongiorno Fulvio. Allora, innanzitutto speriamo che quegli operai che ieri hanno avuto purtroppo quell'incidente guariscano quanto prima e non portino delle conseguenze, perché la gente ancora giovane, speriamo bene, dai. Davvero. Non dovrebbero succedere, però purtroppo a volte succedono. Vorrei chiedere ai consiglieri una cosa. Allora, prima vorrei parlare delle bollette. Perché ieri ci sono state diverse telefonate sulle bollette. Allora, io adesso pago una bolletta del gas per 394,54 centesimi, quindi 395 euro. Su 395 euro di materia prima 155. Tutto il resto, 250 euro quasi, di trasporto del contatore, imposte, IVA, 155 di materia prima, 395 di bolletta. Ieri una signora ha detto che sta a casa nel freddo praticamente, perché non riesce neanche a riscaldarsi, perché se riscalda non può mangiare. Sì, ha ragione, mi ricordo, sì. E voi cosa fate in consiglio comunale, caro consigliere? E poi un'altra cosa, qua mi riferisco al trattato di pace e al territorio libero. Come chiedete una cosa che non esiste, l'allegato ottavo all'unanimità, ma dico, ci vuole coraggio a chiedere una cosa che non esiste, E un'altra cosa anche voglio ricordarvi, il commissario Gentiloni poco tempo fa, sempre in riferimento all'allegato ottavo, ha detto che è competenza, e giustamente, è competenza del governo, perché il territorio libero del 1954 è amministrato dal governo italiano, non dallo Stato, dal governo italiano. Io tante volte interrogo anche finanzieri, carabinieri, dovrebbero essere qua e avere l'indennità di servizio all'estero. Sa cosa mi dicono? Dobbiamo stare zitti, se no ci spediscono chissà dove, perché non ricevono, perché sono qua come forze NATO, ho il documento, sono qua come forze NATO, perché non è Repubblica Italiana, il più bel paese del mondo. Tanti confondono quando io dico il più bel paese del mondo, come non so se c'è una bella signorina o un bel ragazzo, però non sono onesti. Mi dica un altro paese al mondo che raggruppa assieme bellezze sotto l'aspetto paesaggistico, sotto l'aspetto artistico, storia, enogastronomia. L'Italia ha tutto quello che una persona in ferie può desiderare. È vero. Solamente questo intendo dire, ma ha un'amministrazione, e lo vediamo qua a Trieste. E giurano sulla Costituzione, giurano di rispettare le leggi. Dai, consigliere, consigliere, io lo calcolo una persona onesta. Vediamo. Allora, alzi la voce sentiamo contro la le risposta di Gabriele Cinquepalmi. Grazie Fulvio. Purtroppo la linea era abbastanza così disturbata, no? Succede spesso purtroppo. Sì, allora, diciamo che il signor Fulvio, quando telefona a casa, diciamo che il discorso cade sempre sul discorso del territorio libero di Trieste. Il territorio libero di Trieste è un discorso secondo me abbastanza chiuso, abbastanza esaurito. Hanno portato le carte in tribunale e hanno cercato di fare un movimento politico che ha avuto all'inizio no all'inizio, perché ormai sono da tanti anni che combattono, hanno cavalcato un po' il momento delle cartelle esattoriali. Mi ricordo che tanti parlavano del discorso del Trieste libero, mi sono in Trieste libera così non pago le tasse, così, e poi alla fine hanno dovuto pagare anche con tutte le varie more, con tutte le varie multe che gli sono arrivate. E dopodiché io dico sempre massimo rispetto, massima libertà per ognuno. Se decidono di continuare ad andare avanti con questo discorso, possono sempre presentarsi alle prossime politiche
comunali, possono presentarsi alle prossime politiche regionali per portare da parte loro. Poi quello che riguarda il discorso del porto, non è che facendo una cosa bisogna portare avanti il discorso di Trieste libera. Per quanto riguarda invece il discorso delle bollette, ha ragione, ma bollette del gas, bollette della luce, il costo della benzina. Diciamo anche questo fattore di come è costituita, no, la bolletta, cioè poca materia prima e tanto resto. Diciamo. È chiaro che a parere personale bisognerebbe rivedere un po' la tassazione sulle bollette. Non è sicuramente che si può equiparare il costo del gas al costo di una maglietta o di un capo d'abbigliamento griffato. Non si può pensare che le due cose si possono pagare le stesse identiche tasse, la stessa identica IVA. La bolletta, il gas, l'elettricità è un bene primario, ormai non è che uno può star senza o farne a meno, quindi su questo bisognerebbe rivedere assolutamente i costi. So che il governo ha preso questo impegno, speriamo insomma di far fronte quanto prima. Allora, c'è un'altra telefonata, c'era solo per concludere diciamo, la pagina, anche Giorgio Marchesic che scriveva più o meno la stessa cosa, diceva: il signor Cinque Palmi, attualmente consigliere comunale a Trieste di Fratelli d'Italia, conosce la possibilità di allargare i punti franchi previsti dall'allegato 8° del Trattato di Pace. Vorrei una risposta esaustiva se possibile, insomma ne parlavamo prima. In realtà sull'allargamento dei punti franchi previsti dall'allegato 8° c'è questa possibilità, no? Sì, si sta lavorando su questo. Si sta lavorando attraverso la regione, attraverso il governo, si sta lavorando proprio su questo. Che ovviamente se si riesce a portare, se si riesce a applicare, potrà portare tanto lavoro anche nella nostra città. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, eccomi qua. Eccomi qua, noi domani è il giorno importante per noi tutti italiani, che siamo liberi di dittature, siamo liberi di dittature, ecco, siamo liberi della dittatura, che si vive bene, perché mi sono nata sotto Mussolini nel 41, poi sono cresciuta sotto Tito, dittatore, poi dopo mi sono sposata a Trieste con un esule povero che doveva scampare via, che voi sapete la vita degli esuli, mi sono sposata con uno di Cittadinova, 53 anni vivo, libera, l'Italia libera, non dovevamo mischiare le cose finché c'è questa fortuna di essere liberi. E il 16 aprile del 44 mio papà si sta bruciato nella resistenza per la libertà. E nel 45, 25 aprile, è stato per un anno non si è salvato. Beh, ma non fa niente, e si è morto per la libertà, che siamo liberi, felici. Questo volevo dire, per favore, senza mischiare politiche, siamo tutti uguali. E nella libertà dovremmo vivere, perché mi so cosa vuol dire. Io ero ragazza, 20 anni non volevo vivere sotto Tito, sono scampata e mi ha beccato nel confine, e mi ha messo in galera 20 giorni, a 20 anni, in galera a Pola, e mi ha messo 20 giorni, anche se avessi ammazzato qualcuno. Volevo vivere in Italia perché mi sentivo italiana, mi sono Mary Jolly, sono pura italiana, per questo gente, pace, perché la guerra la avevamo molto vicino, già, attenzione, la avevamo molto vicino, vi raccomando, mi sono una persona anziana e ho passato tutto nella vita sono stata molto sfortunata, però con 2 figli meravigliosi, bravi eccetera. Sono stata vedova anche mi presto, che la nostra giornalista, che mio marito è morto a 55 anni dell'amianto, però non ho voglia di lottare più, grazie mille. Grazie Luisa, Grazie per la testimonianza, Luisa, un abbraccio. Non possiamo che sottoscrivere tutto quello che dice Luisa. Questo è il vero sentimento che potrebbe esserci dietro il 25 aprile o il 10 febbraio o qualsiasi altra festa. Quando si cerca di portare un colore politico all'interno di una festa, pensiamo anche alla festa del 1° maggio, quando si cerca di portare la politica all'interno di queste commemorazioni, si è già sbagliato. Cioè, la festività nasce sbagliata.
ognuno deve è proprio vivere la nella libertà, maniera no? a Come cui dice crede. Luisa, da celebrare in questo caso. Chiaro, cioè, è una giornata molto importante se si va a celebrare la liberazione da qualsiasi tipo di dittatura. Quando invece si fa dei discorsi politici oppure si giustifica altre dittature o si giustifica altri crimini perché è successo qualcosa, si è già fallito. Non deve essere questo l'intento né del 25 aprile né del 10 febbraio, tantomeno del 1 maggio, che sarà la festa dei lavoratori, che ormai anche questo vediamo che ben poco c'entra con i lavoratori. Anche qua è tutto uno spot politico, vedremo sicuramente bandiere della Palestina, vedremo bandiere arcobaleno, vedremo tutti i tipi di bandiere che non hanno niente a che fare con il 1 maggio. Ecco. Allora, volevo sapere, ci scrive Nevio, buongiorno Sveglia Trieste, scusate, chiedo al consigliere Cinquepalmi se domani andrà in Risiera a questo punto a commemorare i morti per la libertà antinazifascismo, visto che rappresenta le istituzioni del comune di Trieste, dice Nevio. Io domani lavoro, andranno altri rappresentanti da parte del comune. Ok, quindi domani è giornata lavorativa per il consigliere. Assolutamente sì. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno. No, è caduta evidentemente la linea, allora noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, ci rivediamo subito dopo in compagnia del nostro ospite Gabriele Cinquepalmi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Fra poco. Bentornati e bentornati in diretta a Sveglia Trieste, 8:35, ancora in compagnia di Gabriele Cinquepalmi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Allora c'è già una telefonata in attesa, la sentiamo immediatamente. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno Bucarella, alla redazione, al gentile ospite e a tutti i telespettatori di Tele4. Allora, io volevo un po' riallacciarmi al discorso fatto di Fulvio sul territorio libero di Trieste, ma non voglio farla riscaldare la solita minestra. Volevo offrire un'opportunità di pensiero al fine di risolvere una volta per tutte questo discorso, perché è indubbio che in una zona dove non si pagano tasse è più redditizia di una zona dove si pagano le tasse, tanto più in Italia che siamo sul 70-80%, no? Nonostante che dopo ci sarebbe tutto un indotto, ma lasciamo perdere perché il discorso diventa lungo. Allora, per quanto riguarda la parte giuridica del territorio libero, la Corte di Cassazione ha sentito che Trieste è diventata italiana nel 1965, ma non si è espressa tra il 1955 e il 65 ed è diventata italiana con la creazione del Friuli Venezia Giulia, diventandone capoluogo. Chi ha condotto le cause per far valere il famoso la resa incondizionata dell'Italia del 10 febbraio del 1947, che ha sancito la nascita del territorio libero, questo è un discorso che si sapeva che si perdeva fino in Cassazione, perché la logica è una sorta di vado in bottega, gli chiedo al bottegaio com'è la tua merce, lui mi risponderà il migliore di Trieste. Però questa sentenza è utile perché definisce le giustificazioni giuridiche che a sua volta verranno portate o al Consiglio europeo oppure addirittura all'ONU. Lì si faranno i vari giochi. Adesso è solo per definire la posizione giuridica dell'Italia su Trieste. Però questa qua Trieste crea paure, di nuovo crea paure, crea ansia, eccetera, eccetera. Nella realtà dei fatti, lei, Cinquepalmi, se lei lo vuole, e ripeto, non è una bestemmia questo qua, solo se lei lo vuole, potrebbe invocare la direttiva europea inerenti alle zone franche, perché pochi sanno che i benefici prodotti dalla zona franca di Trieste, chiamiamolo trattato di pace in maniera inesatta, del 10 febbraio 1997, sono stati ricepiti in toto, ripeto, sono stati ricepiti in toto dall'Unione Europea. L'attuazione della zona franca Trieste, rispettando i canoni europei, è di una procedura terribilmente semplice. Basterebbe che il signor sindaco faccia una lettera al capo del governo, via gerarchica,
poi il capo del governo, questo vi parlo normativa europea, andate a studiare se nessuno mi crede, dovrebbe semplicemente comunicarlo, ripeto, comunicarlo, notificandole all'Unione Europea che a Trieste ci sarà la zona franca. E questo è importante a prescindere da tutto il discorso dei benefici che la città ne riceverebbe, perché la Banca d'Italia un paio di giorni fa ha esorbito dicendo che per quanto riguarda chi non sarà in regola con le case green non potrà né vendere né affittare. Ho capito. L'Unione, dico ancora questo, dopo finisco. La linea è molto disturbata, se riesce a stringere perché... Sì, no, stringo, guarda, prometto Bucarest stringerò, che sono proprio sulla parte finale. Sì. Perché con le nuove normative green europee, causate a mio avviso da mentecatti mentali, chi non sarà in regola con le case green, ripeto, che non spenderà 40-50 mila euro per mettere in green, e ne abbiamo parlato più volte. Allora, grazie, purtroppo c'è questo problema oggi, non lo so, con le telefonate, quindi magari chiediamo ai nostri telespettatori se è possibile maggiore sintesi, no? Perché poi è disturbante questo sottofondo, non so se poi si sente a casa, qui in studio è abbastanza poco comprensibile. Poco anche, comprensibile, no? sì, infatti comunque insomma, abbiamo capito il tenore del discorso del signore che partiva proprio. Diciamo che qua si torna sempre il discorso sulle Trieste libera e le volontà anche delle persone. Cioè, sinceramente, per quanto mi riguarda, il discorso di Trieste libera è chiuso dal momento che le carte sono andate in tribunale, dal momento che la Cassazione si è espressa, e in più, io voglio essere chiaro, io sono italiano. Cioè, mi sento italiano, voglio restare italiano e sono fiero di essere italiano. È chiaro che determinate cose vanno cambiate, determinate cose bisogna costruire un discorso diverso per quanto riguarda la tassazione, per quanto riguarda il lavoro e quant'altro. Quell'altro discorso era proprio quello che ha portato la persona che ha chiamato da casa sulle case green, proprio per questo l'importanza delle prossime votazioni europee, perché è chiaro che tutta questa politica green che si sta facendo in questi anni è solo un discorso talebano per quanto riguarda il clima. Oggi pensiamo al riscaldamento globale, parlano tanto di questo riscaldamento globale, vediamo che oggi fa freddissimo, ci dicono che il clima è cambiato a causa nostra. Voglio ricordare che ad aprile è già nevicato anche nel 93, nel 2003, nel 64 addirittura a maggio ha nevicato, quindi diciamo il clima per quanto mi riguarda è abbastanza ciclico. L'Italia ha un peso sull'inquinamento globale dello 0,7%, quindi contiamo veramente, cioè, non riesco neanche a capire la presunzione di pensarci talmente importanti che noi possiamo influenzare l'andamento climatico, l'andamento della Terra. Almeno noi italiani, voglio dire. Poi vediamo che in certi paesi in fase di sviluppo ormai sono già più che ben sviluppati, come la Cina, potrebbero l'India. fare la propria parte. Ecco. Ognuno dovrebbe fare la propria parte. Voglio ricordare che, come ho detto prima, noi inquiniamo lo 0,7%. Adesso abbiamo cercato in tutti i modi di imporre le auto elettriche. Anche qua si potrebbe aprire non una puntata, ma possiamo andare avanti settimane a parlare. Un recente studio ha dimostrato che, ad esempio, una macchina di nuova generazione a benzina, per inquinare quanto una macchina elettrica appena costruita, deve fare 100.000 km. Ecco, perché non è che le batterie, il litio le troviamo così che cresce sugli alberi. Andiamo, per essere noi green, andiamo a inquinare un'altra zona del pianeta. Quindi o il discorso climatico è un discorso globale, ma se continuiamo a fare un discorso federale, cioè ognuno pensa ai propri stati, tanto anche se vado a inquinare in Cina, tanto anche se vado a inquinare in India, cioè è il classico cane che si morde la coda. Il discorso delle direttive delle case green deve essere sicuramente cambiato, deve essere sicuramente affrontato, perché per quanto mi riguarda anche questo discorso del bonus 110 è stato creato male, c'è stata una fretta per fare questi cappotti, che anche su questo ci sono vari studi che dimostrano che aver isolato così tanto le case
dall'interno verso l'esterno non faccia poi tanto bene a questo tipo di muri, perché pensando che le pareti non possono più traspirare, si potrà creare all'interno delle stesse case zone di muffa o zone umide, quindi insomma stiamo un po' attenti. Deve essere comunque, chiaramente bisogna cercare di inquinare di meno, bisogna cercare di essere più ecocompatibili, però non bisogna essere dei talebani sul discorso dell'inquinamento. Ci sia troppo accanimento. Ma sì, su questo ormai mi sembra che più che appurato che c'è tutta un'economia che vive attorno a questo movimento, un'economia anche bella pesante, che ha portato dei vantaggi ad altri stati. Io provo a pensare che ormai l'Italia, da leader che era nelle produzioni di motori, di componenti per le macchine, avevamo dei marchi blasonati, delle vetture dove che tutti quanti cercavano di copiare i vari motori, le componentistiche. Ormai l'Italia non produce quasi più niente. Il discorso dei motori, di eliminare i motori termici a fronte dei motori elettrici, si è andato solo a avvantaggiare, pensiamo ad esempio alla Cina, un altro tipo di economia che ci vede ben lontano. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Pamela. Pamela, buongiorno. Buongiorno. Io volevo trattare invece l'argomento che tratta tutta l'Italia adesso, visto che ieri in Europa si è votato per il patto di stabilità e non capisco per quale motivo le forze della Unione di Forza Italia, Lega si sono venuti a votare contro. Pamela, si sente malissimo, non so se sta parlando con un viva voce, però la voce va e viene, non riusciamo a capire quello che sta dicendo purtroppo. Un attimo, mi sente meglio? Vediamo se proviamoci. Mi sente meglio? Forse sì, vediamo, perché il problema era proprio che la voce andava e veniva, no? Sì. Ieri si è votato in Europa per una cosa importantissima, per il patto di stabilità. Patto di stabilità, certo. Quando sono andata a guardare gli esiti e tutto quanto, cioè praticamente al patto di stabilità ha votato contro come nazione italiana, perché comunque tratta tutta l'Europa, solo il movimento. Le forze che sono al governo, che avrebbero dovuto imporsi fortemente a questo, si sono astenuti, non hanno votato. Capito. Cioè noi adesso ci troviamo nell'austerity. Adesso per i prossimi anni a venire avremo tagli ancora maggiori alla sanità, visto che quelli che abbiamo avuto non sono stati abbastanza, e l'istruzione naturalmente non verrà finanziata, avremo da pagare veramente lacrime e sangue. Allora io mi chiedo, visto che c'è un rappresentante di Fratelli d'Italia, me lo spiega il motivo per cui si continua ad andare a far propaganda, è finita la pacchia in Europa, è finita la pacchia, e poi ci vanno i nostri e non votano. Capito. E accettano il fatto che ci stringano le corde al collo. Allora io so che il prossimo mese si voterà per le europee, ma questo non è un motivo che per interessi politici uno non pensa alla propria nazione. Cioè, questo significa che noi siamo già messi male, abbiamo avuto adesso un crollo nel nostro paese, che per una cosa del genere ieri dovevano essere tutti come iene. Sapete gli unici che hanno votato contro chi sono stati? Perché neanche il PD. In realtà si sono astenuti sia la maggioranza che il Partito Democratico, mentre il Movimento 5 Stelle ha votato contro. L'ha detto. Ma come è stato l'unico partito, sì. Grazie Pamela. Allora, vuole commentare questa notizia? In realtà notizia che viene fuori oggi è che l'Italia non ha votato favorevolmente al patto di stabilità. E gli unici che invece hanno proprio votato contro, dice Pamela, sono stati i 5 Stelle. Comunque anche tutti i partiti della maggioranza e anche il Partito Democratico si sono astenuti. Si sono astenuti, hanno votato contro, quindi non è che sono a favore di questo patto di stabilità. Vedremo adesso con le prossime elezioni europee cosa si potrà fare e cosa cambierà a livello europeo. Quindi insomma, diciamo che quello che oggi leggiamo sui giornali è diverso da quello che ha detto la signora da casa. Non è che Fratelli d'Italia ha votato a favore. Ecco, quindi insomma ha dimostrato insomma la contrarietà. Assolutamente sì. Allora,
Dice: cosa c'entrano i talebani con le case green? Al gentile ospite, se mi spiega, forse sarà a causa dell'età, ma non capisco. Dice, è un modo di dire, quando uno è talebano significa che è un eccessivamente così che è schierato, integralista. È un integralista, è un talebano. Quando uno è tipo un terrorista, quando uno è schierato completamente contro, non vuole sentire nessuna ragione. È un modo di dire che si dice così oggi, non è che c'entra chi è di nascita talebano. Ecco. Assolutamente. Volevo sapere se avete notizie su come è finita l'indagine, ci scrive Salvatore, relativa al ritrovamento di un cittadino straniero di 22 anni ferito in abiti di lavoro edile in via Ruggero Manna il 3 agosto del 23, che secondo alcune testimonianze era stato trasportato abbandonato lì da un cantiere vicino. Non so, non ricordo la notizia, non si è più parlato non si è più parlato, magari cercheremo appunto di approfondirlo, grazie della segnalazione. Poi ancora la legge italiana non permette le strisce fosforescenti, ci dice ancora Oliver, mentre Giampaolo dice poligono di Opicina, Trattato di Ginevra, la decimazione. Buongiorno, il PD sollecita il monumento all'interno del poligono di Opicina, essendo soldi pubblici va ricordato che chi è morto in quel poligono non è morto per la cattiveria dei fascisti o nazisti, ma perché i trattati di Ginevra prevedeva la decimazione detta decima, cioè che per ogni militare ucciso da uno civile venivano uccisi 10 civili. Lo ricorda in questo modo, insomma, Giampaolo. Sono di sinistra, però senza nulla togliere, dice Roberto, alla gravità, alla condanna dei massacri perpetrati dai nazifascisti, mi chiedo perché non si ricordano con la stessa veemenza le vittime dei bombardamenti alleati del 45 fatti a danno esclusivo dell'intera popolazione civile di Trieste. Ancora sulla storia, quindi perché non si può attuare sino ad ora un programma salva acqua, ci scrive invece un altro telespettatore, limitante per l'uso dei cittadini, le piante possiamo comprarle di plastica, oh mamma mia, insomma non arriviamo, senza contare la mortale dengue. Emma ci scrive: una doccia ha fatto uno spreco d'acqua enorme, le perdite dei gabinetti nonché dei lavandini di casa portano via tanti litri d'acqua. È vero che ci sono diciamo che ognuno deve fare il suo, non è che deve esserci proprio, una legge che parla delle docce o di quante volte tirare il sapone. Fino a questo spero che nessuno mai arrivi a tanto. Allora, strisce pedonali sul cavalcavia di Barcola, vorrei segnalare anche la scarsa illuminazione in corrispondenza delle strisce pedonali e fermata d'autobus dopo cavalcavia di Barcola direzione città. Alla sera, essendo le strisce zona fermata autobus non illuminate a sufficienza, dice Alessandra, per chi guida verso la città è difficile vedere se qualcuno ha intenzione di attraversare la strada, quindi questa è una segnalazione puntuale che raccogliamo ancora una volta. Diciamo che rispetto tante anche strisce pedonali altre dovrebbero essere più illuminate negli orari serali. Mi è rendo vero. conto anch'io, appunto, finendo anche di lavorare tardi, che tante volte purtroppo il pedone se lo vede proprio all'ultimo, quando è vicino al ciglio della strada. Quindi bisognerebbe trovare sicuramente una maniera di illuminare di più, e magari anche dove è possibile creare anche quelle aree di sosta in mezzo alle careggiate che vediamo che funzionano, penso a Viale Occhi, penso a Valmaura. Certo. Ecco, è una cosa molto importante per la sicurezza del pedone, ma non solo, anche pensiamo a chi che arriva in auto comunque va incontro a un incidente. Ecco. Chiaro. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno. Bonicardi Rodolfo. Rodolfo, buongiorno. Buongiorno, ascolti, mi riprendo. Dica pure. Ho visto il vostro telegiornale questa mattina che parlavano dell'amianto. Sì. Io ho lavorato per 40 anni in porto. Mi hanno chiamato a San Giovanni per una visita medica. Mi hanno fatto la visita medica, mi hanno fatto la tesserina regionale per l'amianto, che adesso non ricordo, mi hanno detto se fra un anno o 2 anni me li chiameranno per fare un'altra visita. Adesso io ho perso i colleghi, l'80% dei miei colleghi
sono morti, ma io non li ho più sentiti. Ho capito, e quindi vorrebbe fare un'altra visita facendo parte, insomma, degli esposti, chiaramente. Mi sappi dire qualcosa? Ho capito. Ha provato a rivolgersi a qualcuna delle associazioni che abbiamo anche intervistato ieri sulla questione amianto? Sono associazioni molto attive che le sapranno sicuramente dare qualche consiglio a chi rivolgersi per fare questa nuova visita medica. No, non mi sono rivolto a nessuno. E, se vuole magari possiamo, non lo so, metterla in contatto con qualcuna di queste associazioni, penso alle ARAL, a altre associazioni, insomma, che sono attive qui a Trieste per la questione amianto. Spero che non aspettino che mi ammalio prima di chiamarmi. No, infatti, assolutamente. Magari ci lasci il suo contatto, così proviamo a metterla in contatto con una di queste associazioni che magari potrà esserle utile. Sì, puoi parlare con, se la dottoressa in diretta qua, ti sto guardando, ne vuoi parlare, ne sarei contento. Grazie Rodolfo, buona giornata. Buona giornata a lei. E anche qui a Trieste, non soltanto a Monfalcone, no? C'è diciamo tanto presente questo problema. L'amianto è nato che doveva salvare il mondo come tipo di materiale, invece si è dimostrato essere un discorso, un materiale deleterio, purtroppo ha portato via delle vite, ha portato via dei cari. Per questo, anche riallacciandomi al discorso del green, non bisogna mai buttarsi così a capofitto sui nuovi materiali, su quello che ci viene, diciamo, imposto come il materiale che salverà la vita del pianeta. Dovremmo imparare dai nostri sbagli. Non c'è solo l'amianto, ci sono altri materiali che si sono dimostrati pericolosi, ma purtroppo anche dietro alla situazione dell'amianto vediamo che c'è un'altra problematica, che è quella che tante persone si sono sentite da sole, si sono sentite abbandonate, hanno avuto problemi per avere dei rimborsi, hanno avuto dei problemi per andare in pensione, e per non parlare poi di tutti i problemi riguardanti la salute, ecco. Quindi dovremmo cercare di essere più vicini a chi ha pagato con la propria pelle. Assolutamente, sono questo tipo di d'accordo. lavori. Allora, cara Luisa, ti sono vicina, scrive Emma, così questo Sì, il discorso 25 aprile a Trieste è un discorso completamente a sé rispetto al discorso nazionale. Porta il 25 aprile appunto nei cuori di ogni persona, porta un ricordo, porta un'emozione che sicuramente è diversa. C'è chi la vive come una liberazione e chi invece la vive come l'inizio di un bruttissimo periodo che ha portato magari alla perdita di persone care. Io, per quanto mi riguarda, posso parlare di mia nonna, posso parlare di mia bisnonna, una è rimasta in Jugoslavia, quella volta appunto era da piccola, da sola, mentre la mamma è riuscita a tornare a Trieste, quindi c'è stato anche parecchio abbandono in quegli anni, quindi è un discorso che affrontarlo così alla leggera non va bene, sicuramente, bisogna avere rispetto di qualsiasi tipo di sentimento personale. Di sentimento personale, è vero. Allora, forse invece interviene sulla questione delle risse, Renata. Forse chi ha in custodia i ragazzi deve rispondere del loro comportamento. Io ormai sono da anni... Molte segnalazioni e chiusure. Sono da anni che io parlo, cerco di portare avanti questo discorso. Se uno ha dei figli minorenni, paga il genitore, paga chi ha la patria potestà su questi minorenni, no? In questo caso sono le associazioni che se in questo occupano caso loro. ci sono delle associazioni che hanno la responsabilità su questi minori, insomma, incassare è facile, perché incassano su questi minori. Altrettanto facile dovrebbe essere che hanno un discorso di responsabilità su quello che loro fanno. Mentre vediamo che ormai ogni giorno c'è qualche notizia di qualche baby gang di 14 anni, 15 anni che fanno risse,
che poi sono anche dei vigliacchi, perché se dobbiamo dire le cose come stanno, perché vediamo gruppi di 10-15 persone che vanno contro 1 o 2 ragazzi che sono tranquilli, che magari stanno facendo gli affari propri, questi qua fanno i grandi boss con queste persone, sono semplicemente dei vigliacchi. Però su questi minori chi li ha a carico dovrebbe avere anche la responsabilità penale, civile e tutto quello che ci gira attorno. Per non parlare anche di un discorso che poi quando questi minorenni fanno un reato o creano disturbi o alzano le mani, dovrebbe essere affrontato il problema in maniera diversa, non dire beh ma sono ragazzi, sono minorenni, no. Non perché se una persona va in giro con un coltello io non posso dire beh ma sono ragazzi, no, quello è un delinquente e da tale dovrebbe essere affrontato il discorso. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Scusi, cambio discorso e mi allaccio al discorso che era all'inizio della puntata. Sì. A proposito delle buche che ci sono al semaforo di via Flavia, dove c'è svincolo che si viene giù dalla 202. E non solo, io passo sempre con i miei nipoti che andiamo a Borgo in giardino. Io parto però da Ponziana, perciò la via dell'Istria che faccio è tutta un buco, dove c'è il tipo spartitraffico che imbocchi la via dell'Istria venendo da via Ponziana, c'è un primo buco grande. Poi andando avanti dove c'è la scuola, come si chiama, ENAIP, là, c'è un altro buco grande. Poi proseguendo, prima di arrivare al semaforo e imboccare la via Flavia, dopo l'asilo, c'è un altro buco, insomma tutta la via dell'Istria fino alla fine, giù che vai verso Borgo San Sergio, è tutto un buco. Forse il signore che va con la moto, essendo magari sempre a sinistra, il sorpasso o non so, è più facile, insomma, delle buche. Sì. Non sia però io che sono prudente, che mantengo la destra, trovo dei buchi pazzeschi dappertutto, tutta la via dell'Istria, a partire dall'incrocio con via Ponziana. Capito signora, Penso grazie che delle sia segnalazioni. Beh, sì. allora andremo a vedere, insomma, voglio perché già la rassicurare seconda, la persona no? che ha telefonato da casa che nemmeno con la moto sto a sinistra. Ecco, proprio non è nel mio, non avevamo dubbi, ecco. nel mio sentimento. È chiaro che ci sono delle buche, c'è il discorso delle strade, si può stare ore e ore e ore a parlare, ogni cittadino conosce la propria zona ed è chiaro che la strada è maliorata più o meno dappertutto. Ci sono voluti anni, decenni per rifare via Cabotto, ad esempio, che anche via Cabotto era in situazioni veramente critiche, anche per l'attraversamento dei mezzi pesanti. Come ho detto prima, assieme all'assessore Babuder, si è fatto un piano speciale, appunto, c'è un finanziamento che arriva per il rifacimento del manto stradale, marciapiedi e tutto quello che riguarda la città. È chiaro che i chilometri sono tanti. Chiaro, quindi... Ecco, non si riuscirà a far fronte a tutti, però c'è stato anche un impegno anche da parte dell'assessore del bilancio nel dire che questo non è il primo finanziamento che arriverà come piano speciale per il rifacimento delle strade, ce ne saranno anche altri anni prossimi, quindi pian piano bisogna cercare più o meno di battere tutta Trieste. Non è facile perché i chilometri sono tanti, ma si farà alquanto prima il più possibile. Allora, grazie a Gabriele Grazie. Cinquepalmi per essere stato con noi, torni presto Grazie, a trovarci Laura, qui a grazie. Sveglia Trieste. Grazie, amici a Noi casa. ci fermiamo per un po' di pubblicità, a fra poco. Bentornati a Sveglia Trieste, 9.06 in questa giornata. Allora diamo subito il buongiorno a Tommaso Vaccarezza di Adesso Trieste, consigliere della 4ª circoscrizione. Buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti. Grazie di essere qui. Allora, con lei parleremo di vari argomenti, anche prendendo spunto da quelli che sono gli articoli pubblicati oggi dai giornali. Volevo leggere qualche mail prima in introduzione. Allora, Enrico
Enrico ci scrive: buongiorno, dopo il giardino pubblico anche in piazza Ponte Rosso, atti osceni in luogo pubblico dove servirebbe un vostro passaggio, dice Enrico, e per quanto riguarda la sicurezza non la vedo, anche perché se ci fosse non ci sarebbero tutte le notizie di cronaca. Poi ancora Patrizia interviene ancora sul 25 aprile, dice: per anni l'ho festeggiato con emozione, negli ultimi anni grazie all'arroganza e aggressività della sinistra spengo la TV, non vedo l'ora che arrivi il 26. Poi ancora per quanto riguarda invece le case green di cui si parlava prima, l'adeguamento insomma in senso green delle case, sono d'accordo con l'ospite sul clima, però dice a livello italiano la pianura padana ha una concentrazione industriale, abitativa e di trasporti che provoca un effetto da enorme stufa e condiziona il clima. A riprova di ciò, durante il blackout del Covid le stagioni si erano normalizzate, dice Roberto, insomma interviene sulla discussione riguardo ai cambiamenti climatici. Ancora Gianni, scusate, il nostro amico Gianni, che saluta tutti, salutiamo anche noi il nostro telespettatore. Ora che la pace sembra raggiunta, scrive, poiché la maggioranza delle persone ha saputo, grazie agli incontri dei presidenti, dimenticare le reciproche incomprensioni e accuse, si va finalmente tenendosi per mano. Ho vissuto la guerra e i bombardamenti, ho sulla pelle ancora l'umidità dei rifugi, le difficoltà dell'esistenza, chi ha scelto di stare da una parte e chi dall'altra per diversissimi motivi. Ora, grazie al cielo, chi stava dalla parte sbagliata ha riconosciuto di esserlo stato in buona fede, perciò il percorso è stato aperto alla democrazia. Questo scrive Gianni, insomma, su questo dibattito e le tensioni a cui ci avviciniamo alla data di domani, no, del 25 aprile. Voleva commentare qualcuno di questi spunti che sono eterogenei, mi rendo conto, insomma, molto diversi. Sì, commento l'ultimo, insomma, non so, io la sento come una festa che... quella del 25 aprile che deve un po' appartenere un po' a tutti e dovrebbe includere anziché separare. Adesso non vorrei aprire insomma grandi discorsi, penso ne avete già dibattuto prima, ma insomma bisogna sempre cercare, fare uno sforzo di trovare un terreno comune, no? Rimane la festa di liberazione, no? dal pericolo nazifascista, dall'occupazione nazifascista. E ovviamente qui a Trieste magari altri risvolti, però bisogna coltivare una memoria comune e condividere una memoria comune, lavorare in questo senso e cercare, trovare un punto di caduta in modo che si faccia tutto quello che è passato parte della propria storia comune della città e di un popolo. Ecco, allora c'è Anna Maria che ci scrive: volevo chiedere al vostro ospite cosa pensa delle offese da parte del consigliere La Terza, che fra l'altro è del gruppo appunto di Adesso Trieste, nei riguardi dell'assessore Lodi, definendo la bugiarda e di mentire sui lavori eseguiti, ci scrive appunto questa telespettatrice. Ma non credo che sia Riccardo, insomma insieme a Riccardo abbiamo fondato Adesso Trieste, lo conosco anche da prima dell'esperienza di Adesso Trieste, non ha mai offeso nessuno, ha espresso il proprio punto di vista, ha fatto magari delle sottolineature magari a volte un po' forti, però ecco, dare della bugiarda quando magari, adesso non ho presente, non l'ho sentito, ecco, non ho letto un suo commento a riguardo che etichettava in questa maniera l'assessora Lodi. Tuttavia noto, almeno per quello che ne so io, che ci sono varie incongruenze o contraddizioni, ecco, nelle sue uscite pubbliche rispetto a quanto portato avanti nelle carte o negli interventi pubblici, e ce ne sono. Si passa dall'intervento in via Frausin, l'ex Pavan, e ce ne potrebbero citare molti, ecco, dove ci sono emerse numerose contraddizioni. Forse ecco, il termine bugiarda è un po' forte, non lo so, così via, però poi insomma, magari non mi sembra anche un'offesa, ecco, rispetto a tanto quello che, rispetto a quello che si sente in giro. Ecco.
poi si riferiva a una questione particolare, poi magari rivediamo anche il nostro servizio per capire di che cosa stiamo parlando, perché credo il nostro Marco Stabile abbia proprio dato conto nel servizio che hanno detto in onda nel telegiornale di ieri di questo battibecco, insomma, di questo scontro all'interno del Consiglio Comunale. Ma abbiamo una telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Maria da... Maria, buongiorno. Sì, buongiorno. E io volevo dire, sì, sembra che l'Italia sia stata liberata il 25 aprile, ma nella nostra zona io sono stata liberata, io ho 90 anni, sono stata liberata il 12 giugno del 45. 12 giugno, certo. Quando si racconta la storia, bisognerebbe raccontarla tutta, specialmente da chi l'ha vissuta, ed io purtroppo l'ho vissuta. Quei 40 giorni sono stati i peggiori della mia vita. Buongiorno e grazie. Grazie Maria, buona giornata. Insomma, raccogliamo anche questa testimonianza. Sappiamo che nel nostro territorio la storia... Ma anche la geografia, se pensiamo. Arriviamo da Monfalcone e abbiamo un biglietto d'ingresso di 100.000 morti con gli area di Puglia. Arriviamo, ci avviciniamo a Trieste, ci sono le foibe, il territorio carsico. Siamo in città la risiera di San Sabba, insomma Trieste è stato un territorio segnato da dei eventi tragici e proprio per questo ecco, va rielaborato questo passato, perché finché non lo rielaboriamo e lo condividiamo sarà sempre il rischio ecco, di ripeterlo. Allora, dunque vedo pronto anche proprio il servizio riguardo il Consiglio Comunale dell'altra sera. Allora magari rivediamolo e vediamo che cosa è stato detto e in merito a quali argomenti appunto c'è stato questo intervento di Riccardo Laterza, poi così anche per chiarezza, insomma, per commentare insieme. Allora rivediamo il servizio. Lei, assessore, ha dichiarato a Tele4 che il pozzo rinvenuto risaliva al XIX secolo e che era stato coperto per ragioni di sicurezza. Dopodiché, un giorno circa dopo la sua dichiarazione, il pozzo è stato liberato dai materiali di risulta con il quale era stato riempito e l'area circostante il pozzo è stata transennata. Per quale motivo le ragioni di sicurezza addotte al momento della copertura del pozzo non sussistono più ad oggi, visto che appunto il pozzo è stato svuotato e trattato in maniera diversa. Il riferimento del capogruppo di Adesso Trieste, Riccardo Laterza, è al servizio di Tele4 del 19 aprile, in cui Bernardo Gulotta riferiva dei motivi di sicurezza circa l'imbolimento del pozzo da parte dell'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi. Il fatto che il pozzo sia stato coperto è riconducibile a motivi di sicurezza e non per occultare il pozzo per qualsivoglia motivo. Questa è la replica in aula dell'assessore sulla vicenda che, lo ricordiamo, dopo la protesta per l'abbattimento della struttura da parte del Comitato San Giacomo, ha visto gli stessi aderenti al sodalizio innescare il caso del ritrovamento del pozzo nel cantiere, allertando la stampa e la sovrintendenza. La presenza del pozzo è nota all'archeologo incaricato che lavora per conto dell'impresa esecutrice e anche della sovrintendenza che ne ha la sorveglianza. La stessa sovrintendenza valuterà di concerto con il comune le modalità operative relative alla sua conservazione, se ritenuto necessario. La sorveglianza della sovrintendenza è insita già nel parere rilasciato sul progetto di fattibilità. L'operazione di chiusura del pozzo è stata coordinata dal Comune al fine di proteggere eventuali operatori da rischio di caduta nelle lavorazioni. Infine, ad oggi non si rileva alcuna problematica relativa alle acque. Alla terza, però, la spiegazione sul tema non è andata giù. Quindi mi dispiace dirlo anche di fronte alle persone che lei prima ha citato e che dovrebbero e che si curano del fatto di dare le notizie e le informazioni ai cittadini, che lei ha mentito, perché non c'è nessuna questione di sicurezza legata al fatto che quel pozzo è stato colmato, semplicemente lo si voleva evidentemente far sparire. A quel punto, nel botta e risposta, ecco la chiosa finale del presidente del Parlamentino, Francesco Panteca. Fare delle affermazioni in quest'Aula che un assessore mente, io credo che non ci faccia tanto onore queste cose.
Ecco, questo era insomma il motivo dello scontro verbale, chiamiamolo così, la questione del pozzo, poi l'abbattimento, no, dell'ex Pavan. È proprio che penso che segua un filo conduttore, c'è un fil rouge, no, che inizia proprio con l'abbattimento dell'ex Pavan e arriva, ecco, a questa scoperta, a questa chiusura tempestiva del pozzo. Io sottolineo, perché è arrivato anche in quarta circoscrizione la richiesta di esprimere un parere sull'intervento dell'edificio Pavan, e nella stessa documentazione c'erano numerose contraddizioni, nel senso che si diceva che si rilevava la presenza di area verde, ma poi nel documento si diceva che non era pertinente la copertura, il consumo di suolo, o come anche non si, diciamo, prima da una parte si rilevava appunto la presenza di alberature, di suolo, di terreno permeabile e così via, e poi rispetto agli obiettivi e agli indicatori dati dal piano paesaggistico venivano spuntati come non rilevanti con questi temi, quindi c'erano veramente delle contraddizioni, e penso che questa del pozzo sia stata, diciamo, un po' la goccia che ha fatto un po' traboccare il vaso, perché per come è stata portata avanti e tutto l'intervento nella zona è veramente, diciamo, penso, cioè capisco, ecco, l'irritazione, o capisco insomma il fervore con cui Riccardo La Terza abbia difeso e abbia portato avanti le istanze, che poi sono di quelle dei cittadini del rione di San Giacomo. Allora, una telefonata, poi dobbiamo andare rapidamente in pubblicità. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? C'è qualcuno in linea? Allora, se è caduta la linea, vediamo se è possibile in qualche modo recuperarla. Intanto direi possiamo tranquillamente dare spazio alla pubblicità e ci rivediamo subito dopo, ancora in compagnia di Tommaso Vaccarezza di Adesso Trieste, della quarta circoscrizione. A fra pochissimo. Bentornati in diretta con noi qui a Sveglia Trieste alle 9:22. Siamo in compagnia di Tommaso Vaccarezza di Adesso Trieste, della quarta circoscrizione, consiglio appunto della parte, diciamo, più centrale, possiamo dire così, è vero, della San Vito, insomma la parte più centrale della città di Trieste, e sicuramente avrete affrontato molte volte, insomma, in circoscrizione il tema del turismo, no? Che arriva in città, perché arriva soprattutto naturalmente nelle zone più centrali, il turismo che arriva in città, ma anche attraverso le crociere. Oggi c'è un articolo sul Piccolo che parla proprio delle crociere in Italia. In Italia nel 2024 ci sono stati 13,8 milioni di passeggeri, Trieste verso i 500.000, crescono anche i millennials tra il pubblico, insomma, di queste fruitori di questo tipo di turismo. Le previsioni del Sea Trade di Miami, che è la più importante, insomma, ritenuta fiera del settore, dice questo, insomma, sarà un anno da record in tutto il mondo, l'Asia è ancora ferma. L'impatto su Trieste ci interessa in modo particolare, no? Cosa pensa di questo tipo di turismo a Trieste? Perché anche i nostri telespettatori spesso intervengono su questo tema e hanno pareri molto discordanti, insomma, fra di loro, no? Ma quello che pensiamo come Adesso Trieste, come gruppo, insomma, di cittadini impegnati nella politica, è che il turismo sicuramente è un fenomeno complesso che va studiato e non bisogna soffermarsi a semplici analisi economiche, costi e benefici, ma vanno studiati gli impatti che questi fenomeni hanno sul territorio, sia dal punto di vista sociale, economico e ambientale.
Non so, partendo allora dalle navi da crociera, anche qui secondo noi l'impatto è mostruoso, perché dal punto di vista ambientale e anche sociale. Ricordiamoci che ogni volta che abbiamo una nave attraccata di fronte a Piazza Unità, vuol dire avere 12.000 auto in circolazione in più nel centro cittadino. Questo solo dal punto di vista dei gas di scarico, dell'aumento del CO2 rilasciato nell'atmosfera. Una nave produce 1 tonnellata di rifiuti al giorno, quindi innescando ovviamente anche problemi di smaltimento. Per non parlare insomma dei problemi anche dei parcheggi, poi dello spazio pubblico che viene sempre più, e lo abbiamo visto anche con il regolamento dei DEORS, o con, poi ci torneremo sulla nostra mozione presentata al Consiglio Comunale sui parcheggi. E lo spazio pubblico viene sempre pensato in chiave di profitto, anziché pensato come luogo di incontro e socialità per i cittadini. È questo che contestiamo. Per finire il punto sulle crociere, dal nostro punto di vista andrebbero limitate, contingentate le toccate delle navi, soprattutto in un posto sensibile come il centro città, andrebbe trovato un altro punto, andrebbe introdotta una tassa di soggiorno per chi sbarca, perché noi non capisco perché un semplice turista che dorme qui a Trieste deve pagare la tassa di soggiorno e il crocerista no. Questo mi è all'oscuro, non mi è noto. E ovviamente andrebbe fatto tutto un lavoro per rendere il turismo un po' più diffuso. Cosa vuol dire diffuso? Che non ricade, i benefici economici ricadono solo nei negozi del centro, ma insomma vadano sviluppati dei percorsi in modo che i turisti visitino anche la periferia o le aree insomma un po' più esterne del centro cittadino, in modo da diffondere la ricchezza. Ricordiamoci che l'anno scorso più di 530 negozi commerciali, esercizi commerciali hanno chiuso, quindi tutta questa ricchezza non la vedo. Poi per non parlare del caro affitti. Questo è un grande problema per chi cerca casa appunto in affitto, no? A Trieste. Il turismo porta lavoro precario, stagionale, che va bene magari ai giovani universitari, studenti, così via, ma ne abbiamo sempre di meno di giovani in città. Al contempo c'è stato un aumento del 16% del prezzo degli affitti. Trieste è la seconda città dopo Milano rispetto a questo indicatore, e delle persone, dei giovani, così via, con dei contratti precari, magari stagionali, per un bar o un servizio di ristorazione, di certo non può permettersi né di aprire un mutuo per comprarsi una casa e né per cercare una sistemazione adeguata per magari creare una famiglia, visto anche i prezzi che salgono. Per non parlare poi ancora tutto il discorso dell'identità della comunità, perché il turismo porta all'omologazione, porta grandi franchising, chiudono i calzolai e le ferramenta, aprono i sushi bar e i ristoranti o così via. E nel lungo termine perdono quelle specificità, il territorio perde quelle specificità che invece andrebbero valorizzate. Questo è un tipo di turismo, ecco, non voglio fare di tutta l'erba un fascio. Ci sono anche dei turismi, insomma del turismo lento, quello responsabile, ovviamente, che porta anche ricchezza al territorio rispettandolo. Però spetta un po' all'autorità pubblica, all'ente comunale, alle autorità, insomma, cercare di governare questi flussi che, se non gestiti, hanno un impatto devastante. Lo vediamo a Venezia come a Firenze. Dopo parliamo anche di Venezia con i provvedimenti che sono oggi sul giornale, ma ci sono già 2 mail, una in senso contrario, una in senso positivo. Insomma, dice Oliver: altrimenti moriremmo di fame, fortuna che abbiamo il turismo, bene le navi da crociera. Giusto rifare però Piazza Unità d'Italia. Mentre Renata scrive: sicuramente tecnici, operatori e gli stessi assessori sono inciampati spesso ultimamente
intoppi dovuti a sovrintendenza, burocrazia e sindaco di piazza con tutti i suoi turisti, dice Renata. L'opposizione dovrebbe contrastare di più il volere del comune a tutti i costi, favorire il commercio e non i cittadini semplici che vogliono godersi la loro bella Trieste. Quindi una fruizione insomma anche da parte dei, par di capire, dei cittadini di Trieste e un po' meno magari da parte di un turismo particolarmente aggressivo, no? Insomma, il problema, no, che i servizi vengono pensati per i turisti e i residenti si devono adeguare a questo tipo di servizio. E lì c'è qualcosa che non va. Noi come adesso Trieste cerchiamo sempre di ragionare, approcciarci alle questioni in maniera sistemica, in maniera trasversale. Ad esempio, ultimamente siamo stati chiamati a esprimere un parere sul nuovo regolamento DEORS che riduce lo spazio, la fascia di rispetto dei tavolini rispetto ai pedoni a 1,5 metri. E poi aumenta anche la superficie massima, la porta dai 40 metri quadri ai 50 metri quadrati e una serie di altri di deroghe, introduzione. Dal canto nostro noi proponiamo, ad esempio, per sostenere il commercio cittadino, però nelle aree un po' più periferiche, l'innalzamento delle percentuali dell'occupabilità della superficie dal 20 al 30%, proprio per diciamo, rigenerare dal punto di vista economico delle aree precedentemente identificate come in sofferenza. Inoltre abbiamo anche, sempre per contrastare questi effetti nefasti del turismo, abbiamo proposto di introdurre delle norme nel regolamento che vadano a sanzionare i datori di lavoro che trasgrediscono la normativa in materia di lavoro e sicurezza sul posto di lavoro. Quindi se io becco un ristoratore che ha fatto dei contratti in nero dei ragazzi, io gli tolgo, derogo e gli chiedo l'obbligo a rinunciare ai DEORS. Insomma, è una leva per sostenere, ecco, appunto, anche la regolarità in qualche modo. No? Esatto. Chiaro. Allora, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Carissimi, buongiorno, Enrico da Trieste. Enrico, buongiorno. Tre o quattro brevissime osservazioni. Dica pure. Riguardo quello che si è parlato, gas, riscaldamento, smaltimento, case verdi, eccetera. Allora, per il gas, io credo che i consumi medi per uno che non usa il gas da riscaldamento sono intorno ai 20-30 euro. Parliamo spese di bolletta. Se invece uno riscalda la casa in autonomia, con la centralina autonoma, è evidente che i costi del gas possono salire a 100, 200, 300, dipende dalle ore di riscaldamento e dall'intensità. Però centinaia di euro solamente per cucinare non credo. E casomai che mostrino le bollette. Per quanto riguarda il metano, da cui ci scaldiamo e cuciniamo, voglio ricordare, come ci hanno detto i specialisti anche da una RAI nazionale, che noi tuttora stiamo usando il metano russo e quando utilizziamo oltre al metano russo anche il metano dell'Azerbaigian, una parte proviene dalla Russia, perché l'Azerbaigian si fornisce dalla Russia e quindi c'è solo una partita di giro. Riguardo alle case verdi, sarò velocissimo, ricordo che non è stato risolto, nessuno ha pensato al fatto che fra 20-25 anni sarà necessario lo smaltimento del polistirene, circa 500.000 di metri cubi di polistirene, in quanto dovrà essere sostituito. Nessuno ha ancora detto cosa si farà di quel polistirene. Di questo materiale, insomma. Sì, all'ospite voglio fare un'osservazione. È vero che stanno chiudendo i calzolai, ma c'è un motivo ben specifico. Le multinazionali hanno tanto lavorato sul cervello della gente che oggi il 90-95% delle persone acquistano scarpe e calzature di plastica e i calzolai non sono in grado di riparare le calzature di plastica
che sono usa e getta, e mentre continuano a riparare le scarpe, le calzature di pelle e cuoio che tuttora sono usate. Io oggi andrò fra un'ora in via Sette Fontane, dal calzolaio di via Sette Fontane, per ritirare una cinghia di cuoio che ha già 20 anni ma che è in condizioni perfette, perché c'era da attaccare un punto. Grazie e buona giornata. Grazie a lei, buona giornata. È lo stesso mio calzolaio, in realtà quello di via Sette Fontane, anche il signor Enrico si serve da lui. Allora, noi dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, magari cercheremo di darle una risposta subito dopo, fra pochissimo. Bentornati in diretta, 9:38, in questa mattinata del 24 aprile c'è in studio con noi Tommaso Vaccarezza di Adesso Trieste, della quarta circoscrizione, sta rispondendo alle vostre telefonate, alle vostre segnalazioni via mail. Il signor Enrico prima parlava anche della normativa, no, europea per l'adeguamento in senso green, insomma in senso verde delle case, anche le tempistiche che sono piuttosto ristrette, diciamo. C'è anche Oliver che interviene sullo stesso argomento e dice: quanto vorrei tornare allo Sparger, non so se vedrò le case green proposte in costruzione dal presidente dell'Ater Novacco. Anche per far capire che insomma i lavori sono comunque abbastanza lunghi, no, nel tempo. Su queste tempistiche sono intervenuti spesso i nostri telespettatori, anche come dato negativo, insomma, di una operazione che magari qualcuno invece si rende conto che vada fatta, ecco. Allora c'è una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, mi sentite? Sì, buongiorno. Buongiorno Bucarella, buongiorno Vaccarezza. Guardi, io volevo richiamare all'attenzione il signor Vaccarezza il fatto, una riflessione. Allora, prima si parlava di navi da crociera, la discesa di turisti da parte delle navi di crociera. Sì. Dimenticavo di dire che le navi di crociera inquinano l'area di Trieste, le navi più delle automobili, così, a parte parentesi, chiusa parentesi, no? Ma si immagina lei un attimino, provi a immaginare che i turisti che scendono dalle navi da crociera sono motivati a venire a Trieste perché Trieste risulti un punto franco, no? E questo come si può fare? Allora, se noi parliamo a Trieste di territorio libero, questa è una parola che evoca un distacco dall'Italia, molta gente non è d'accordo. Se invece noi parliamo di un territorio non libero, ma pratichiamo le normative europee, ripeto, le normative europee inerenti ai punti franchi, perché pochi sanno che i benefici previsti dal territorio libero sono stati recepiti in toto dall'Unione Europea. Questo nei fatti si traduce che Trieste rimarrebbe italiana, tutti saremmo italianissimi, però chiedendo all'Unione Europea l'applicazione dei punti franchi, Trieste diventerebbe una specie di Livigno. E questa è una procedura che voi politici la potete fare in maniera molto semplice, e lo parlo non perché lo dico io, perché la normativa parla chiaro. La normativa prevede che il sindaco scriva, diciamo, attraverso via gerarchica al capo del governo, e il capo del governo dà comunicazione all'Unione Europea dell'applicazione della zona franca a Trieste. Si può pensare che il turismo cambierebbe proprio totalmente, la gente verrebbe sì per Trieste, però alle condizioni attuali, economicamente parlando, come l'hai detto prima, da vivere solo il negozio al centro e basta, verrebbe semplicemente perché Trieste sì, turistica, ma Trieste anche conveniente. Cosa ne pensa? Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buona giornata. Assolutamente, diciamo che ovviamente
i punti franchi dislocati in città riguardano la movimentazione delle merci, non delle persone, innanzitutto, questa distinzione. Però assolutamente il problema è che il turismo diventi il solo settore industriale e produttore di ricchezza della città, e questo va un attimo, per questo motivo va un attimo contenuto e ridisegnato. E bisognerebbe appunto valorizzare queste potenzialità che abbiamo sulla carta, e proprio a questo scopo è stato presentato dal capogruppo di Adesso Trieste, Riccardo Laterza, in Consiglio Comunale, una mozione che è stata votata in maniera bipartisan, quindi anche dalla destra, in cui si impegna il sindaco a farsi parte attiva con la regione, con il ministero, per il riconoscimento appunto dei punti franchi a Trieste, in modo che le merci possano arrivare dall'estero, fuori dall'Unione Europea, lavorate in territorio, lavorate rispedite all'estero da Trieste, insomma, senza però pagare dei dazi. Ma assolutamente questo è un punto che potrebbe veramente portare tanto sviluppo e ricchezza, e infatti penso che tutte le forze politiche siano allineate su questo, ecco, con qualche piccola sfumatura. Però. Allora, buongiorno, ci scrive Alessandro, ma con tutti i problemi della città, criminalità, liste d'attesa per le visite mediche, aumento dei prezzi e disoccupazione, ci sono personaggi che perdono tempo a fotografare un vecchio pozzo rotto e inutile, dice lui. Però c'è anche la mail da parte di, l'avevo vista prima, di Paolo Radivo, che invece fa parte del comitato, insomma. Allora, non c'era nessun archeologo, scrive giovedì 18 aprile, quando l'unico operatore del cantiere di via Frausin ha interrato il pozzo gettandovi dentro terra e macerie con la benna della ruspa, perché tanta fretta, chi lo aveva autorizzato, dice Paolo Radivo. Ancora sempre credo sul stesso tema, così raccogliamo insomma un po' di mail sugli stessi temi, c'è il cubone in mezzo alle case in via Frausin, no? È sempre lo stesso posto, se non mi sbaglio. Buondì, si è approvata la variante 15 al piano regolatore, il progetto della nuova palestra, ci scrive Roberto, palestra Cubo, avrà un'altezza di 15 metri, potrà aggiungere fino a 3 metri dalle case adiacenti, applicabile a tutta la superficie ex pavan di via Frausin 7, come illustrato dalle foto prospettiche del progetto. Ci invia anche delle foto, non so se riusciamo a far vedere, insomma, ecco qui le foto che ci ha inviato il nostro telespettatore. In realtà andrebbe in qualche modo girate, adesso vediamo se, ecco, no, dall'altra parte, ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Benissimo, questa sarebbe l'area interessata, e secondo appunto il nostro telespettatore, secondo questo progetto ci sarebbe la possibilità di vedere una palestra cubone, insomma, questo è la possibilità. Adesso andremo a vedere anche tutto lo spazio verde. Lo spazio verde, esatto, e poi vediamo se ci sono anche altre foto, dovremmo togliere questa per vederne delle altre. Non ha precedenti in città un intervento del genere, perché sono andati a modificare gli indici di edificabilità per appunto questi progetti, eccola qui la foto, portandolo fino al 90% della superficie che può essere coperta, quando in norma dovrebbe essere sul 40-60%, se non ricordo male. Ecco, questa è proprio l'eliminazione, diciamo, di quello spazio verde che abbiamo visto prima. Questo perché, no? perché era lasciato questo margine insomma nel piano regolatore, perché è lasciato questo margine per creare appunto delle aree accessorie di spazio verdi, parcheggi, così via. Con questo progetto invece scompaiono del tutto e vengono individuati altre zone come luoghi deputati ai parcheggi dell'auto, andando così a sovraccaricare ulteriormente un rione che è già densamente abitato, che ha già problemi di traffico, un sacco di asfalto e così via. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Buccarella, sono Andrea. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Allora, io chiamo,
per l'aspetto del cubone e ci arrivo, però prima, allora se dovessi chiamare per qualcosa di personale vorrei segnalare che la neuropsichiatria infantile del Burro risponde solamente dalle 13 alle 15. Ora io mi chiedo, la delicatezza del reparto dovrebbe prevedere un accesso molto più ampio per fissare un appuntamento con una specialista che ha in cura un minore, e questi sono gli orari e la disponibilità, quindi l'impossibilità per chi lavora in quegli orari di poter chiamare e fissare un appuntamento per situazioni urgentissime. Togliamo questa. Allora, volevo sviluppare un argomentare, non solo fare un'accusa, perché mi pare che di accuse qua si possono fare a man bassa. Allora, girando per Trieste uno rimane incantato dalla bellezza dei palazzi del Borgo Teresiano, ma di via, io non so, faccio tutti i giorni 1000 volte, abitando vicino al Giulia, via Battisti, via Giulia, i portici di Chiozza, i palazzi sono di una bellezza con questi colori pastello, c'è stata la capacità di creare un'armonia cittadina da parte di un popolo che viveva veramente in miseria. Trieste aveva 200.000 abitanti, erano pescatori per la maggior parte, eppure sono riusciti, pescatori, commercianti, malviventi, era una città di porto con 1000 etnie, ed è riuscita a creare tanta bellezza. Di volta in volta la politica è riuscita a creare dei mostri urbani dettati dall'epoca, certo, dal bisogno di abitazioni a buon mercato, dal bisogno di sviluppare la città in tutte le direzioni, ma quello che poi risulta con gli anni è che questi interventi hanno veramente deturpato la città. Da via D'Annunzio in poi la città è orribile, tutta via dell'Istria, via Flavia, sono dei conglomerati di bruttezza, mentre alle spalle di via Flavia c'è via Costalunga che è in mezzo agli uliveti. Ecco, siamo riusciti a distruggere gran parte della città con delle architetture folli. Quindi lei sarebbe contrario, insomma, a questo progetto? Ecco, faccio per dire, a San Giovanni hanno fatto questo cubone in una piazza piccolissima, vuota, dove non c'è nulla, hanno fatto questo pazzesco cubo di cemento orrendo. Sulle rive non sono riusciti a progettare, cioè sulle rive davanti a Piazza Unità d'Italia, le panche che sono state messe, c'è una riga di 200 metri prima del Molo Audace, e mi sembra che continuino anche dopo, di questi parallelepipedi in pietra bianca, gelidi d'inverno. Ma faccio per dire, non sono riusciti a fare delle panchine con una certa bellezza, sono riusciti a mettere giù dei cubi di cemento buttati per terra, che in qualunque linea di costa di un'altra città del mondo farebbero inorridire i cittadini. Qui si accetta normalmente che possano venire messi giù dei cubi di cemento con un investimento non so di quanto, non so quanto sarebbero costate. Va bene Andrea, insomma, ecco, abbiamo capito il tenore del discorso. Allora, grazie. Due situazioni, insomma, ci racconta Andrea. Intanto protesta perché vorrebbe che il servizio di neuropsichiatria infantile al Burlo fosse aperto con orari più ampi, no? Rispetto a quello che succede attualmente. E poi fa tutto un discorso sui famosi cubi di cemento, no? Dice lui, è un po' dappertutto, è anche un rovinare la città dal centro alle periferie, insomma, no? Senza star dietro magari a canoni di bellezza e anche di vivibilità, no? Questo è un po' il discorso di Andrea. Sì, esteticamente anche a me che piace molto. Poi ovviamente questo succede quando magari non viene coinvolta la cittadinanza, non vengono calate dall'alto delle decisioni nel territorio, nel quartiere dove le persone vivono, senza magari cercare di coinvolgere e trovare delle soluzioni assieme. Ecco, penso che questo siano dopo gli effetti di questo modo di procedere che ha questa giunta. In molte cose. Sul cubone poi abbiamo visto anche l'ultima immagine, no? della possibilità, insomma, che ci ha inviato il nostro telespettatore. Torna invece sui punti franchi il signor Giorgio. Buongiorno, a proposito di applicazione dei punti franchi, un esempio di trattamento dei lavoratori e tasse applicate potrebbe essere la BAT. Qualcuno si è mai posto il problema di vedere cosa ne pensa il suo ospite su questo? Dice, come
come funziona un po' alla BAT, questo nuovo insediamento appunto in questa zona franca appunto di Trieste. Sono specifico e non mi occupo di queste cose, quindi non conosco in dettaglio, però so ad esempio che l'MSC adesso che rileva i vecchi cantieri Wärtsilä, no? Ha chiesto insomma in contropartita appunto l'applicazione di questi punti franchi, no? Nello stabilimento che andrà a rilevare, e quindi ovviamente se abbiamo questa possibilità, questa carta in più da giocare, perché non giocarla assolutamente, ma proprio per questo noi di Adesso Trieste abbiamo sempre sostenuto l'applicazione dei trattati per quanto riguarda appunto tutta la commercializzazione e la trattazione delle merci e appunto l'abbattimento dei dazi doganali. Quindi, allora, ci sono altri interventi, dunque quali sarebbero le potenzialità se invece usassimo la nostra economia, quali sarebbero queste potenzialità riguardo ai punti franchi? Dice il signor, no, non si firma, dice basta importare tutto dall'estero, se invece usassimo la nostra economia, non capiamo bene, se vuole magari specificare meglio. Allora invece un altro cittadino dice: grazie sindaco di Piazza, le nuove palestre riporteranno la pace e il buon giudizio sui giovani e anziani cittadini di Trieste. Insomma, qualcuno che è a favore di questa operazione. Dunque ancora Roberto invece ci scrive, no scusate, Enzo: ho sentito citare dal suo ospite che le navi da crociera producono 1 tonnellata di rifiuti al dì, chiedo le ONG battenti bandiera non nazionale quante tonnellate di rifiuti producono, dove le scaricano, dove si riforniscono, chi paga il personale di bordo e il carburante. Insomma, fa un parallelo completamente. Non credo che nelle navi delle ONG siano 3.000-4.000 persone alla volta imbarcate. Proprio, ecco. Infatti, allora una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Daniela. Daniela, buongiorno. Non saprete rispondermi, ma proprio l'altro giorno parlavo con dei condomini qui a casa mia, noi abitiamo nelle case comunali gestite dall'ATE, e visto tutta questa transizione per le case green, per sistemarle, metterle a posto, ci chiedevamo, noi che siamo affittuari di queste case comunali o chi è dell'ATE, no? Quando questa legge verrà in vigore, cosa succederà delle case? Cosa succederà di noi, diciamo, abitanti di queste case? Come si risolverà la cosa? Io immagino che avrete informazioni dai vostri amministratori di condominio, quindi in questo caso l'ATER, giusto? È l'ATER che fa da amministratore di condominio per voi. Sì, io chiedo, non so, naturalmente nessuno può sapere la risposta perché non si sa, però eravamo un po' preoccupati. Immaginiamo, insomma, impensierisce, no, la novità. Forse il nostro ospite ne sa di più. Per me è una novità. Grazie Daniela. Grazie Daniela. Io volevo solo rilevare che come sempre, come Adesso Trieste, abbiamo preso parte l'anno scorso, ma stiamo portando avanti questo progetto coordinato dal Forum Nazionale sulla Diseguaglianza e sulla Diversità, che ha avuto come oggetto, coinvolgendo altre realtà municipaliste in Italia, come oggetto l'analisi della povertà energetica, perché è un tipo di povertà che è poco considerata e bisogna di specifici interventi, misure. Io ricordo che l'anno scorso un povero giovane morì proprio per povertà energetica, quel ragazzo che fu costretto, perché non aveva i soldi per pagare le bollette, a ingegnarsi e inventare un sistema di riscaldamento artigianale. Tragedia, infatti. Una tragedia, assolutamente. E quindi, soprattutto con questo il caro bollette, va a mangiarsi una fetta di reddito sempre più considerevole, e quindi molto spesso le persone rinunciano a questo servizio essenziale, che poi ricordo che è gestito dalle società per azioni che fatturano miliardi, era in primis. E diciamo che
vanno introdotte delle misure specifiche per contrastare queste problematiche che non sono mai state affrontate, non sono mai state affrontate. E che possono così generare anche un po' di preoccupazione. Quindi in linea io spero, adesso non conosco bene la direttiva e non so se è stata già approvata dal Parlamento europeo e così via, comunque in linea ci dovremo adeguare in un tempo più o meno lungo. Ovviamente auspico che siano gli enti pubblici a farsi carico laddove di questi interventi di adeguamento, laddove appunto sono interessate le edilizie e edifici pubblici, e mi aspetto anche che venga gestito in maniera un po' più intelligente tutta anche la questione di questi bonus edilizi, magari di andare ad erogarli a chi ne ha veramente bisogno rispetto magari all'ISEE e così via, magari esentando quelle fasce di popolazione piuttosto che chi può permetterselo. Quindi un provvedimento del genere, ma meglio applicato, possiamo dire. Esattamente, perché l'intento era buono, problemi, ma l'attuazione è stata... L'attuazione non è stata proprio perfetta, insomma ci sono stati diversi problemi, tra cui anche qualcuno dice anche l'aver drogato in qualche modo il mercato, in questo caso delle ristrutturazioni, perché è vero che c'è stato il concomitante aumento del costo dei materiali, però poi forse qualcuno se ne ha approfittato. È stato un contributo a pioggia, così via, indistinto. Se fosse stato invece mirato e finalizzato a quelle classi quelle fasce di popolazioni che avevano un ISEE più basso e non potevano, e vivevano magari in strutture già poco coambientate e così via, avremmo salvato capre e cavoli, nel senso avremmo avuto due benefici: la rigenerazione di alcuni edifici e di alcune aree, e la riduzione dei prezzi in bolletta per le famiglie che fanno fatica a arrivare a fine mese. Sarebbe stato insomma più efficace. Allora grazie al nostro ospite, a Tommaso Vaccarezza, per essere stato con noi quest'oggi. Lo ricordo ancora una volta, consigliere della 4ª circoscrizione di Adesso Trieste. Torni presto a trovarci qui alla nostra trasmissione. Grazie. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di giornata a tutti.